Io vi do il benvenuto a tutti e tutte da parte di Regione Veneto, di Etifor, che ha supportato l'organizzazione dell'evento, e degli altri partner di progetto e collaboratori, diciamo, nelle attività progettuali, a questo webinar che abbiamo intitolato Connettere la natura e il territorio per la biodiversità e la resilienza climatica. Questo evento è un evento tra gli eventi finali di progetto che ha l'obiettivo di anche illustrare il lavoro che è stato fatto per la definizione delle linee guida per le infrastrutture verdi e blu e la connettività ecologica, e che vuole anche offrire dei punti di vista sull'applicazione di queste linee guida, quindi sugli eventuali benefici per la pianificazione territoriale. Io sono Giacomo Laghetto di Etifor e mi occuperò di condurre l'evento e anche di presentare qualche slide all'inizio. Con me c'è la collega Francesca Brusa che si occuperà della gestione più logistica dell'evento, anche riguardo alla chat, a quello che scriverete in chat. E prima di passare la parola, scusate, andare avanti, a Regione Veneto per una introduzione, una panoramica più completa di quello che ho fatto io rispetto a questo evento, diamo uno sguardo alle regole e uno all'agenda di oggi. Prima le regole: vi chiediamo gentilmente di spegnere il microfono, questo è fondamentale per non interferire con i relatori. E se volete accendere la telecamera fatelo, però ricordatevi che l'evento è registrato. Francesca, se riesci a registrarlo anche te, meglio, così siamo sicuri che non ci perdiamo niente. E grazie. Se avete delle domande sui contenuti che verranno presentati, scriveteli in chat, ci sarà tempo poi per rispondere al termine delle due sessioni. Stamattina ci saranno due sessioni che saranno intervallate da una pausa. E preparate il cellulare perché ci saranno alcune brevi sessioni interattive, una all'inizio e una alla fine. E solamente per i dipendenti di Regione Veneto, qui rispondo anche a quello che mi chiedeva Federico all'inizio, solo per loro diciamo, chiediamo di compilare un modulo che Francesca gentilmente starà inserendo in chat, starà mandando a tutti in chat, perché loro diciamo, hanno un sistema di riconoscimento di crediti formativi interni, quindi è possibile che siano riconosciuti. Per gli altri purtroppo non è possibile, non ci sono stati tempi tecnici per accreditarlo e non abbiamo un sistema di monitoraggio delle presenze all'inizio e alla fine che ci consenta poi di rilasciare i certificati al termine dell'evento. Quindi mi dispiace per una volta, però oggi va così. Allora, l'agenda vede diciamo, un'introduzione iniziale a cura di Claudio Perin della direzione della pianificazione territoriale di Regione Veneto. Qui seguirà una breve sessione interattiva e poi la prima parte della mattinata sarà dedicata alla rete ecologica e alle infrastrutture verdi e blu della Regione Veneto, quindi presenterò io dei concetti proprio di base e poi seguirà Claudio Chiapparini della Direzione Pianificazione Territoriale di Regione Veneto per presentare il lavoro sull'identificazione dei corridoi prioritari svolto nel progetto Plan to Connect. E poi l'intervento centrale di questo incontro è a cura di Gioia Gibelli, l'architetto Gioia Gibelli, per la presentazione delle linee guida per la progettazione delle infrastrutture verdi e blu e della rete ecologica. Avremo una pausa, spazio per le domande, e poi la seconda parte vedrà degli interventi che possiamo definire complementari. Il primo a cura di Serena D'Ambrogi di ISPRA, che ci presenterà un aggiornamento rispetto al lavoro che sta venendo fatto per appunto aggiornare le linee guida per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale ancora del 2003. Seguirà un intervento di Massimo Bastiani, coordinatore del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, che ci presenterà quali sono gli strumenti di governance per le infrastrutture verdi e blu nelle aree di connettività. E Lorenzo Furlan, infine, ci presenterà un punto di vista più di tipo agricolo, presentandoci le pratiche di agricoltura sostenibile per la connettività. Ci saluteremo con una sessione interattiva finale e prevediamo di finire i lavori per insomma, prima dell'1 e vedremo di stare nei tempi.
A questo punto lascerei la parola a Claudio Perin, come anticipato, della Direzione Pianificazione Territoriale per un'introduzione alla mattinata. Grazie Giacomo, sono appunto Claudio Perin della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto e da diversi anni mi occupo di piani e di legislazione urbanistica. Poi da 2010 più o meno ho cominciato a seguire diversi progetti europei legati ai rapporti urbano-rurali, alla sostenibilità in edilizia e in urbanistica e alla sostenibilità nella e della pianificazione urbanistica e territoriale. Quello di oggi è un incontro che è dedicato, come ci diceva Giacomo, alla presentazione di una proposta di linee guida che rivolgiamo in particolare ai nostri territori, ma non solo, sulle infrastrutture verde e blu e sulla rete ecologica. È un documento che nasce grazie alla partecipazione della Regione a questo progetto che si chiama Plan to Connect e del programma Spazio Alpino. Ecco, nella prossima slide ci sono anche i nostri partner, però io non vorrei rubare tempo. Grazie Giacomo, eccoli qua. Sono numerosi, tutti prestigiosi e in questi 3 anni abbiamo lavorato a stretto contatto con loro, però non voglio rubare, ecco, tempo ai relatori numerosi che seguiranno e quindi se volete approfondire i contenuti di questo progetto e appunto i nostri partner, vi invito a visitare il sito di Plan2 Connect. Perché ci serve un lavoro come questo che presentiamo oggi? Lo vediamo più o meno ogni giorno e lo sentiamo più o meno ogni giorno. La perdita di biodiversità, il consumo di suolo, le ondate di calore e soprattutto in questo autunno, in questi ultimi giorni, gli eventi meteorologici estremi che si accompagnano inevitabilmente a disastri e allagamenti e che ci mostrano chiaramente che non basta più pianificare solo lo sviluppo edilizio e infrastrutturale. Bisogna integrare la natura e i servizi ecosistemici come elementi centrali della pianificazione. Allora, le nostre linee guida hanno questi 2 obiettivi. Il primo è quello di proporre ai comuni e agli enti che pianificano degli strumenti per integrare meglio la rete ecologica e le infrastrutture verdi nei loro piani. Allo stesso tempo ci piacerebbe rafforzare un approccio alla pianificazione di questo tipo, che abbiamo cercato di condividere in questi 3 anni di progetto, che sia in linea con le strategie europee e con il nostro piano territoriale regionale di coordinamento. Parlo di condivisione. Questo lavoro è, come si dirà, il risultato di una collaborazione che abbiamo cercato di rendere il più ampia possibile, non solo rivolta ai nostri colleghi degli uffici, delle direzioni che sono coinvolti in questi importanti temi, ma anche gli enti locali, i comuni, le province, le università, le agenzie e anche i professionisti, i pianificatori. Quindi oggi questa ci piacerebbe che non fosse solo una presentazione, ma anche un momento di confronto. Cioè il nostro auspicio è che dalle vostre osservazioni ci arrivino degli spunti utili per migliorare questo lavoro anche dopo la fine del progetto che si concluderà a fine ottobre, per cercare di rendere davvero operativo questo lavoro. E quello che ci piacerebbe alla fine è che queste linee guida non restassero sulla carta, ma diventassero davvero uno strumento capace di accompagnare i nostri territori verso uno sviluppo più sostenibile, più connesso, più inclusivo, e questo per il bene di tutti. Quindi io vi ringrazio ancora per essere così numerosi oggi e vi invito a seguire gli interventi che seguiranno. Buon webinar. Grazie mille Claudio per l'introduzione. A questo punto io interrompo la
condivisione del PowerPoint, mi sposto qui perché come anticipato, oddio, scusatemi, eccoci qua. Eccoci qua. Come anticipato ci saranno delle sessioni mini, però interattive. Vi invito a diciamo, seguire queste indicazioni, quindi collegatevi al sito menti.com e inserite il codice che vedete indicato, oppure semplicemente collegatevi inquadrando il codice QR che vedete nella slide. Una volta che siete dentro, premete pure, c'è un pollice, cliccatelo così vediamo quante persone si stanno connettendo. Ok, buona partecipazione. Ci aspettiamo un minutino al massimo, direi, ma anche meno. E poi abbiamo qualche domandina per voi. Siamo in 140, per il momento ci sono una cinquantina di persone connesse. 60, bene. Anche Francesca mi ricorda che ha mandato anche in chat le informazioni per collegarsi a queste slide e quindi le trovate anche lì. Perfetto, 75, siamo sull'ottantina di persone. Ok, possiamo iniziare e poi chi vuole collegarsi può farlo anche in corso. Perfetto, vi chiediamo subito per capire chi abbiamo davanti, chi rappresentate, quindi se siete dipendenti regionali, se siete dipendenti di un altro ente pubblico o se appartenete al mondo accademico, al mondo delle aziende private, se siete liberi professionisti o altre categorie non indicate qui. Su 85 persone connesse avete risposto in una settantina, quindi vediamo che c'è una forte rappresentanza del settore pubblico, quindi bene, ma anche del mondo dei liberi professionisti e dei soggetti privati. Ok. Vi chiediamo se avevate già avuto modo di conoscere il progetto Plan to Connect dall'inizio o se lo avete conosciuto in corso d'opera, se lo conoscete solo in parte, se ne avete qualche volta sentito parlare o se proprio invece non lo conoscete. Vediamo che circa il 50% di voi non lo conosceva proprio, quindi ci fa piacere che questo sia un evento che possa mettervi in contatto, insomma, con i partner di progetto e in generale anche con i risultati del progetto stesso, alcuni dei quali verranno presentati proprio oggi. Benissimo, grazie. Vi chiediamo perché siete qui. Questa è una risposta aperta che potete dare. E ne leggeremo qualcuna perché siete veramente tanti, siete un centinaio di persone che adesso stanno partecipando a questo sondaggio per imparare, per aggiornamenti professionali, formazione ancora, interesse professionale, per incrementare le conoscenze sull'argomento, aumentare le conoscenze, risultati salienti del progetto, ok? Quindi c'è qualcuno che conosceva già il progetto che è interessato ai risultati, formazione e aggiornamenti professionali, temi di particolare interesse, formazione, ok, aggiornamento su infrastrutture verdi e blu e rete ecologica, l'ente per cui lavoro dà supporto tecnico al progetto, perfetto. E grazie, poi queste informazioni ci saranno utili anche poi nell'analizzare l'evento, chiaramente. Conoscere iniziative in materia di rete ecologica per imparare, aggiornarmi, formazione. Ok, grazie per le vostre risposte e potete continuare a dare. Io passo alla slide successiva, dove vi chiediamo se partecipando a questo evento, qual è la vostra aspettativa principale. Quindi qua avete diverse aspettative, selezionate quella che magari è più affine alla vostra in questo momento.
Quindi conoscere di più il progetto in generale, capire come i risultati del progetto possono avere un impatto positivo sul vostro lavoro, aumentare le conoscenze e le tematiche, sulle tematiche relative alla rete ecologica e infrastrutture verdi e blu. Quindi ci sono, vedo moltissimi che hanno un interesse generale verso queste tematiche e vogliono aumentare le proprie conoscenze, ma anche una buona fetta che è interessata proprio a capire come i risultati di questo progetto possono influire sul lavoro. Ok, e a questo punto iniziamo, quindi vi ringrazio per aver partecipato a questo sondaggio. Torno al PowerPoint, quindi devo fare un passaggio aggiuntivo. Vediamo qui. Perfetto. Dovreste continuare a vedere il PowerPoint. E in realtà vi chiedo scusa se qualcuno di voi ha già partecipato magari alle formazioni che abbiamo promosso sempre come Regione Veneto e Etifor a maggio di quest'anno, e sempre nell'ambito dello stesso progetto, perché abbiamo ripreso le stesse slide, selezionandone alcune, non tutte, per rappresentare dei concetti di base. Quindi so che questa parte potrà sembrare ripetitiva se qualcuno di voi aveva già partecipato, però era importante fissare dei concetti. Il primo di questi è sicuramente biodiversità, cosa intendiamo quando parliamo di biodiversità, e partiamo dalla Convenzione ONU sulla diversità biologica del 1992, che definisce la biodiversità come la varietà e la variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono. E la biodiversità viene espressa a livello genetico, di specie e di ecosistema. Quando parliamo di diversità di ecosistema ci riferiamo alla diversità degli habitat che compongono un ecosistema. Quando poi ci spostiamo a livello di specie in un determinato habitat, in un determinato appunto ecosistema, possiamo andare a contare il numero di specie viventi che lo popolano, e poi all'interno della stessa specie ci possono essere delle diversità di tipo genetico. Questa presentazione, ma questa mattinata in generale, sarà dedicata alla biodiversità, alla diversità di specie e di ecosistema. Partiamo da questa mappa che ci mostra gli hotspot di biodiversità nel mondo. Come vedete, il nostro paese quasi interamente e tutto il bacino del Mediterraneo è censito come hotspot di biodiversità. Questo vuol dire che la diversità di specie, di habitat che trovate in Italia, in questo caso, difficilmente la trovate nel nord Europa o nel resto del mondo. E da questo dato ne deriva una considerazione, anche ne deriva una certa responsabilità, perché la biodiversità è stata inserita tra i 9 limiti planetari, si chiamano planetary boundaries, che sono definiti dallo Stockholm Resilience Center e che vengono monitorati di anno in anno, e che sono degli indicatori che ci possono descrivere lo stato di salute del nostro pianeta. Ed è fondamentale rispettare questi limiti, quindi stare al di sotto di questi indicatori per poter garantire diciamo, la vita sulla Terra anche dopo la nostra generazione. E parliamo spesso di crisi climatica e ci concentriamo sul problema di CO2 in atmosfera, ma questo è solo uno di questi 9 indicatori, questi 9 limiti che sono stati definiti. Vi evidenzio anche quali sono gli altri che c'entrano con gli interventi di oggi, quindi appunto biodiversità, cambiamenti di uso del suolo e consumo del suolo in particolare, acqua dolce, quindi l'utilizzo delle risorse idriche. Ecco, vedete che 6 limiti su 9 sono già stati oltrepassati. Quindi è importante agire in maniera trasversale su tutti questi limiti per fare in modo di rientrare possibilmente. Ovviamente non sono indicatori che sono
totalmente separati l'uno dall'altro, ma sono anzi fortemente interconnessi. E allora qual è lo stato della biodiversità a livello mondiale? Purtroppo, se guardiamo questo indice, che è un indice definito dal WWF, che ci descrive come le dimensioni delle popolazioni di fauna selvatica, l'andamento, ecco, delle dimensioni delle popolazioni di fauna selvatica negli ultimi 50 anni, scopriamo che complessivamente queste dimensioni si sono ridotte del 73%. E lo vedete qui esplicitato in vari contesti, quindi sia nel contesto marino, terrestre e di acqua dolce. In particolare le acque dolci sono quelle che soffrono di più questa riduzione, e ci sono potenzialmente molti grafici che potrei mostrare, però questo è particolarmente significativo. Questo grafico non indica il numero, diciamo, di estinzioni di specie che si è registrato in questi anni, ma è chiaro che se questi numeri qua comportano anche l'estinzione di molte specie che è avvenuta negli ultimi anni. E tant'è che appunto sono in molti a parlare di un'epoca che stiamo vivendo che si può associare alla sesta estinzione di massa della storia. Parlando invece dell'Italia, questi sono altri numeri che possono essere interessanti. Ci sono 4 laghi su 5 in Italia che non versano in uno stato ecologico buono, e più della metà dei tratti, diciamo, che compongono l'insieme del reticolo fluviale in Italia non versano in uno stato ecologico buono, così come richiesto, così come sarebbe richiesto la direttiva quadro acque. Il 100% degli ecosistemi a rischio sono considerati a rischio nell'ecoregione padana, quindi questo vuol dire che ogni habitat che troviamo nella nostra regione ha delle minacce che possono arrivare dal cambiamento climatico o comunque da altre attività dell'uomo. Un altro dato interessante è quello relativo agli habitat di interesse comunitario, che sono in uno stato di conservazione sfavorevole o addirittura cattivo per il 90%. A questi numeri possiamo aggiungere anche l'aumento delle specie aliene invasive in Italia negli ultimi 30 anni, che diciamo si sono quasi duplicate. È emblematico il caso del granchio blu dalle nostre parti, e anche diciamo, la regressione di habitat importanti come quelli che possono ad esempio riguardare la Posidonia oceanica o la rana di Lataste, che sono le altre foto che abbiamo aggiunto in questa slide. A questo punto ci possiamo chiedere: è possibile attribuire la biodiversità è importante, e lo stiamo capendo, l'abbiamo visto anche dalle slide precedenti. È possibile attribuire un valore economico che ci permetta quantomeno di confrontare la biodiversità, l'importanza della biodiversità con l'importanza di altri servizi che, diciamo, seguono un flusso maggiormente finanziario? La risposta è non direttamente magari alla biodiversità e capitale naturale, però se guardiamo quello che esce dal capitale naturale in termini di servizi di cui beneficiamo, che si chiamano appunto servizi ecosistemici, a quel punto è possibile, attraverso varie metodologie che non approfondiremo in queste slide, però è possibile attribuire un valore economico ai servizi che derivano dalla natura. E questi servizi sono appunto i servizi ecosistemici e sono definiti come benefici multipli che l'essere umano ottiene dagli ecosistemi. Allora, questa è una classificazione, in letteratura ne esistono tante, però è una classificazione che è usata diciamo, parecchio. Quindi si possono distinguere i servizi ecosistemici di supporto, che sono quelli di base, che riguardano il ciclo dei nutrienti, la fotosintesi e la formazione del suolo, da cui poi ne derivano altre 3 categorie. I primi sono quelli di approvvigionamento, quindi la fornitura di cibo, di materie prime, di principi per la medicina, acqua dolce, di regolazione. Gli ecosistemi sono in grado di regolare la qualità dell'aria, il clima, le risorse idriche, l'erosione del suolo, eccetera, eccetera. E poi
quelli di cui diciamo, beneficiamo quando viviamo gli ambienti naturali, sono quelli tipo culturali, paesaggistico, storici, che comunque sono una fetta molto importante. Qui ad esempio vedete una foto del Brenta, del fiume Brenta. Noi come Etfor abbiamo molti progetti sul Brenta, quindi ne ho presa una tra le nostre, dove apparentemente si vede un corso d'acqua, si vedono sedimenti, si vede acqua, si vede vegetazione, però si vede anche l'uomo che è inserito in questo contesto. E da questa foto possiamo capire come un corso d'acqua, in questo caso ecosistema fluviale, può offrire diversi servizi ecosistemici, che possono essere la fornitura di habitat per la biodiversità, quindi per ospitare biodiversità, la mitigazione del rischio idraulico. Ci può essere un evento di piena che, se un fiume è diciamo naturale, in buona salute, può essere contenuto all'interno del proprio alveo, la regolazione climatica, perché le piante possono sequestrare il carbonio atmosferico e immagazzinarlo nel suolo, regolazione anche della qualità dell'acqua, sia dovuto alla capacità dei fiumi, dei corsi d'acqua di autodepurarsi, no? Di smaltire gli inquinanti che spesso ci finiscono dentro, ma sia anche offerto dalla zona ripariale del fiume, che magari può intercettare i nutrienti e altri tipi di inquinanti che possono, diciamo, prima di giungere al fiume. E oltre a questi abbiamo i servizi culturali di cui parlavo prima, che sono i servizi ricreativi, educativi, paesaggistici, storici, cioè l'importanza che questi ecosistemi rivestono nel nostro diciamo, background culturale. Quindi, e qua giungo verso la fine, quali forme di tutela esistono per la biodiversità? È difficile fare una classificazione di tutte le forme di tutela che possiamo trovare, però abbiamo fatto un esercizio, possiamo immaginarci che esistano degli strumenti di policy, di pianificazione, che riguardano magari gli accordi internazionali, le direttive dell'Unione Europea, le strategie di conservazione, i piani territoriali, paesaggistici, forestali, la rete ecologica anche, di cui si parlerà. Qui vi ho evidenziato delle parole chiave che saranno magari al centro degli interventi successivi. Abbiamo anche degli strumenti delle forme di tutela diretta, che sono le delimitazioni di parchi locali, regionali, nazionali, le riserve, la rete Natura 2000, eccetera. E poi ci sono iniziative e strumenti di governance volontari, come possono essere i contratti di fiume, i contratti di area umida, di rete, di foresta, anche le certificazioni ambientali e di gestione sostenibili, e gli eventi diciamo, di citizen science, monitoraggi partecipativi e altre iniziative che qua non ho elencato. Gli strumenti di finanziamento per la natura, che comunque derivano diciamo, dagli strumenti di pianificazione di policy, anche queste categorie sono interconnesse, ovviamente, però possiamo contare su finanziamenti pubblici, che possono essere europei, nazionali, regionali o di altro tipo, privati, ad esempio quelli diciamo, ci sono molte fondazioni private che erogano bandi per la natura, o anche misti, sistemi di pagamento per servizi ecosistemici, crediti per la natura, eccetera. Ecco, da tutte queste cose deriva poi la parte più operativa, cioè la gestione fisica dei territori naturali e seminaturali, come possono essere i terreni agricoli, le foreste, eccetera. Una menzione, anzi un paio di menzioni, la prima sulla rete ecologica, che è un concetto importante. Qui ho preso un estratto del PTRC Veneto, che dice che i concetti di connettività e di rete hanno portato ad un cambiamento importante nelle strategie conservazionistiche, perché dalla conservazione delle sole isole naturali esistenti, quelle che sono chiamate aree centrali oppure areas di solito, sempre più isolate, si è passati al pensare a una conservazione diffusa di tutte le aree diciamo circostanti, che possono interconnettere queste aree. Quindi
Quando ci riferiamo alla rete ecologica intendiamo un sistema coerente di zone naturali e seminaturali, strutturato e gestito con l'obiettivo di mantenere e ripristinare la funzionalità ecologica, la possibilità che le specie possano muoversi da un punto A a un punto B e quindi conservare la biodiversità. Parliamo invece di infrastrutture verdi e blu intendendo le singole aree verdi e le aree blu, appunto, che possono essere foreste oppure fiumi, corsi d'acqua di altro tipo, con elevata biodiversità e che forniscono servizi ecosistemici, o quelle anche seminaturali che li migliorano, come possono essere i ponti verdi che scavalcano le vie di collegamento stradali, ad esempio. E quindi la rete costituisce, diciamo, la spina dorsale delle infrastrutture verde e blu, incorporando le aree naturali e seminaturali sia in contesti rurali che urbani, terrestri d'acqua dolce, costieri e marini. Sono concetti che, diciamo, sono simili, ma che non sono uguali, e appunto sulla rete ecologica ragioniamo sugli spostamenti, sulla connessione. Le infrastrutture verdi e blu intendiamo proprio le singole aree che possono costituire la rete e che possono essere anche al di fuori di questa rete. Io su questo so che poi i relatori che seguiranno ne parleranno meglio di come ho fatto io, quindi lascio la parola a Claudio Chiapparini per l'intervento successivo. Scusate che interrompo la condivisione, no, l'ho già interrotta, perfetto. Claudio Chiapparini della direzione pianificazione territoriale della Regione Veneto e che è stato tra l'altro tra i coautori della proposta progettuale Plan to Connect. Quindi chi meglio di lui per parlarci di questo progetto. Prego Claudio. Ok, grazie. Vedete la mia presentazione? Sì, la vediamo ma non in modalità presentazione. Se riesci a... Ok, arrivo. Eccomi qua. Perfetto, ora la vediamo. Ok, allora io entrerò un po' più così nel progetto Plan to Connect, che è questo progetto appunto transnazionale finanziato dallo Spazio Alpino che si è occupato del tema della pianificazione delle reti ecologiche e delle infrastrutture verdi e blu. Cercherò di non rubare troppo tempo a Gioia che mi seguirà perché il focus di questo webinar è la presentazione delle linee guida che sono stato l'esito principale che abbiamo ottenuto come Regione Veneto da questo progetto. Allora, il progetto è partito da un'analisi dello stato dell'arte della pianificazione delle reti ecologiche nello spazio alpino. Abbiamo semplicemente raccolto, cercato di raccogliere tutto quello che era prodotto dai sistemi di pianificazione delle diverse stati o regioni che compongono l'area dello spazio alpino per metterlo a confronto e vedere se esista, qual era il livello di coerenza o incoerenza di tutte queste disegni di rete. Come si vede dalla figura, questo è il risultato. Poi questo è già quindi viene fuori un mosaico, una sorta di mosaico di reti ecologiche, alcuni le chiamano reti ecologiche, alcuni le chiamano direttamente infrastruttura verde e blu, come fa la Francia e, che noi abbiamo cercato di uniformare anche per individuare quali fossero in ognuna delle reti le aree core, quindi queste famose isole di naturalità, i corridoi e gli altri elementi che diciamo in maniera classica costituiscono una rete. Il risultato è questo. Quello che possiamo vedere è che molto spesso c'è una scarsa coerenza transfrontaliera, addirittura anche nella scelta delle aree core. Alcune aree Natura 2000 o parchi naturali si interrompono, diciamo, non vengono riconfermati dal lato opposto del confine di uno stato o di una regione. E ci sono approcci metodologici molto differenti nella disegno di queste reti. Alcune reti
hanno un approccio più strutturale, quindi vanno a vedere magari più la continuità degli elementi naturali o seminaturali che si trova sul territorio, altri si sono focalizzati invece su una specie o un gruppo specifico di specie rappresentative, diciamo, degli habitat che si intende conservare. Ehm, poi qualcuno ha adottato un approccio più di individuare una matrice, quindi un'area non proprio lineare, ma più delle matrici che favoriscono o meno il passaggio degli animali, tipo boschi o aree prative, ma in senso non proprio lineare, ma quindi come grandi aree. Altri invece hanno individuato proprio elementi lineari. Ne consegue che appunto molto spesso abbiamo dei problemi di una scarsa coerenza transfrontaliera tra queste reti. Abbiamo alcune stati non hanno nemmeno disegnato i corridoi ecologici, come la Slovenia, che lo sta facendo adesso grazie a questo progetto. Ehm, per quello che riguarda l'Italia si può vedere una certa eterogeneità anche nel disegno delle reti stesse che tra le regioni dell'arco alpino. Una delle questioni che poi sta appunto ISPRA affrontando in questo momento è proprio magari è stato quello di una mancanza di un concetto di connettività a livello nazionale o comunque un concetto che è stato diciamo, relativamente forte dal punto di vista normativo. Qualcosa è stato fatto, ma non è stato un concetto che ha guidato le diverse reti in termini cioè tra confini amministrativi. E poi in generale queste reti ecologiche, questi disegni di rete spesso non hanno un carattere giuridicamente vincolante in molti paesi, da noi ne hanno fino a un certo punto. Sono soprattutto le aree Natura 2000 quelle che hanno diciamo, un vincolo maggiore e, e quindi che non sempre vengono considerate nel lavoro di pianificazione fatto dagli altri, insomma, nei vari stati, quindi questo ha una scarsa cogenza. Quindi Plant Connect si è dato l'obiettivo di armonizzare queste aree di connettività ecologica che sono attualmente identificate dai diversi paesi dello spazio alpino, cercando di integrarle meglio negli strumenti di pianificazione e dare un supporto per la loro implementazione, degli strumenti anche per la loro implementazione. Quindi le diciamo, principali cose che ha fatto sono state il disegno di una potenziale rete ecologica transalpina, una rete di infrastrutture verdi e blu, cercando di mappare quelli che potrebbero essere i corridoi prioritari e queste, diciamo, aree che sono potenzialmente eleggibili per il raggiungimento del 30% di aree protette chiesto, diciamo, in cui i nostri stati si sono impegnati attraverso la strategia europea per la biodiversità. Per quello che riguarda questi corridoi, e in generale i corridoi, il disegno dei corridoi, le aree di connettività, ha studiato i modelli di governance che possono appunto favorire la gestione di queste infrastrutture verdi e blu nelle aree di conservazione e ripristino della connettività ecologica. E poi ha anche indagato qual è l'attuale diciamo, quadro di strumenti di finanziamento, sia pubblici, privati o innovativi, che è possibile sviluppare per appunto lavorare sulla conservazione e il ripristino di queste infrastrutture verdi e blu nelle aree di connettività. Tutto questo viene poi nel progetto riassunto in una strategia alpina per la pianificazione delle
infrastrutture verdi e blu in aree prioritarie per la connettività ecologica, che verrà presentata a Bolzano tra 2 settimane e che poi verrà resa disponibile sul sito del progetto. I corridoi prioritari cosa sono? Fondamentalmente un'analisi, è un modello spaziale sviluppato dal progetto con l'aiuto di Eurac, che ha, anche sulla scorta di progetti precedenti, sviluppato un sistema di criteri che, sulla base di Corinne Lancover, ma anche di altri dati relativi alle pressioni della popolazione, alla frammentazione del territorio, piuttosto che all'esistenza di barriere, ha disegnato una potenziale rete di corridoi che unisce tutte le aree, diciamo, protette che sono state indicate nei diversi sistemi di pianificazione, più le potenziali aree candidabili a questo famoso obiettivo del 30%. Quindi, e poi li ha classificati sulla base della loro importanza per mantenere, diciamo, la coerenza della rete in generale. Anche per il rischio di perderli per fenomeni di urbanizzazione o di frammentazione del territorio. Su questa rete di corridoi poi ha analizzato anche quali sono le principali barriere infrastrutturali esistenti, quindi i colli di bottiglia, spesso per esempio dovuti all'espansione degli insediamenti, piuttosto che le intersezioni con le principali direttive di viabilità, e quali sono, oppure da aree che hanno una forte pressione antropica o sono frammentate, quali per esempio le nostre pianure. E tutto questo è stato pubblicato, lo trovate pubblicato nella piattaforma, in questa piattaforma che vedete qua. Quando cliccate su questo link vi indirizzerà a un sito dove oltre al nostro progetto ci sono anche i progetti precedenti, e per quello che riguarda il nostro progetto potrete scaricare tutti i dati e utilizzarli per i vostri progetti di connettività ecologica. Poi, sempre nei corridoi prioritari, siamo andati a vedere quali fossero le principali pressioni antropiche. Per farlo abbiamo utilizzato le categorie che usa l'Agenzia per l'Ambiente per fare il rapporto sullo stato della natura. Ogni 5 anni si fa questo rapporto e esiste una categorizzazione molto utile, secondo noi, di quello che sono le possibili pressioni, quindi che si può utilizzare per indagare un particolare territorio, oppure come nel nostro caso l'intero spazio alpino. Dall'elaborazione dei dati presenti in questa banca dati, che sono anche disponibili per aree geografiche, queste sono state più o meno, anche in ordine di importanza, le principali minacce e pressioni alle corridoi prioritari, quindi pratiche agricole, lo sviluppo urbano, le pratiche silvoculturali, eventi geologici, processi naturali o catastrofi, diciamo, qui rischi climatici, le specie aliene, i cambiamenti dei regimi idrici indotti dall'uomo, questa è una grossa parte delle nostre pianure, l'estrazione delle risorse e la produzione di energia che, come sapete, adesso si cerca di, diciamo, accelerare, soprattutto quella dalle rinnovabili. Su alcuni di queste pressioni è stato possibile ricavare dei dati e fare un'analisi di quale fosse il loro peso per i corridoi prioritari. Quindi questo è stato possibile sul tema dell'agricoltura intensiva, e quindi è stato, è disponibile tra i dati dell'Agenzia dell'Ambiente la mappatura delle aree agricole ad alto valore naturalistico, che utilizzando la carta di copertura del suolo è stato poi possibile individuare
quali di queste corridoi sia, diciamo, in qualche modo attraversi un territorio che è caratterizzato da agricoltura intensiva, che per inciso fa sì che quello che potrebbe essere un ecosistema agricolo anche più diciamo diversificato, venga sostanzialmente una sorta di deserto per quello che riguarda la biodiversità. I corridoi prioritari, quindi il totale dei corridoi che sono stati identificati come prioritari sono 953. Di questi, su questi, diciamo di questi 953, 489, quindi la metà, sono attraversati attraversano delle aree agricole intensive sia nelle valli alpine che nelle nostre grandi pianure. Ehm, diciamo, il fatto che esistano queste aree invece di alto valore naturalistico, di agricole ad alto valore naturalistico, riducono la lunghezza media dei tratti intensivi e funzionano un po' da stepping stones, favorendo anche appunto la connettività e quindi la permeabilità del paesaggio. E questo si vede anche bene nella zona delle Valle del Po e del lago di Neusiedl in Austria, dove si vede come piccoli elementi verdi lineari e queste particelle forestali possano costituire dei corridoi e delle stepping stone molto importanti per mantenere la connettività ecologica, soprattutto appunto in queste aree che sono molto importanti per l'agricoltura. Stessa cosa abbiamo fatto con la silvicoltura intensiva, quindi qui è stata utilizzata la mappa delle foreste ad alto valore naturalistico e si è guardato alla gestione forestale, quindi il grado di naturalità anche di queste, se sono riserve naturali oppure se sono gestite in forma intensiva, il tasso di prelievo e ricrescita, quindi il tasso di raccolta ogni quanto si lascia crescere, si taglia il bosco e la frammentazione paesaggistica, qui sempre con un'analisi geospaziale, fondamentalmente la dimensione delle parcelle e la loro distanza. Il risultato, lo vedete nella mappa, è stato che qui si vede come fondamentalmente il cuore delle Alpi, questa parte più, diciamo, elevata e comunque non ha, è tutto sommato una pressione molto vasta. Quindi le aree interne, diciamo, di questo spazio alpino, di questo grande spazio alpino, tutto sommato sono ancora ben gestite. Mentre invece ci sono alcune aree che qui potete vedere al confine con la Repubblica Ceca e soprattutto vedete l'Austria, un po' la Germania, queste aree qua invece c'è una pressione molto alta. E stessa cosa succede, si vede, magari un po' meno alta che quella dell'Austria, comunque anche nella gestione forestale nelle zone della Liguria. Questo ci fa vedere come un po' il problema è localizzato soprattutto nelle aree di interfaccia tra queste corde delle Alpi e la zona pedemontana, oppure a nord anche con queste più grandi pianure ma soprattutto il collegamento di tutta questa area alpina con la zona dei Balcani e per l'Italia con la zona degli Appennini. Quindi sarebbe importante lavorare molto su questa questione delle pratiche forestali compatibili con la connettività ecologica. Claudio, scusami, Scusami? scusa se ti interrompo, solo per dirti che hai sforato di un paio di minutini, se riesci a Ok, chiudere. adesso chiudo. Ok. Ok.
dai corridoi prioritari, poi dopo dai corridoi prioritari si sono sviluppati 9 aree pilota in cui abbiamo analizzato più nello specifico come tradurre questi diciamo, disegni di rete, questo grande disegno di rete, in specifiche aree dei diversi paesi partecipanti. E qui si sono analizzati anche gli approcci metodologici nel disegno della rete, quindi sono fondamentalmente tre: la connettività strutturale, quindi basata sulla permeabilità del paesaggio, semplicemente su quello che io vedo dal punto di vista degli elementi del paesaggio; funzionale invece va a guardare quali sono i comportamenti delle specie, quindi disegna una rete per le loro necessità; oppure basata sui servizi ecosistemici, quindi che va a vedere la multifunzionalità di queste aree naturali e i benefici socio-ecologici che può fornire. Per quello che riguarda la regione del Veneto, noi abbiamo avuto nel nostro caso studio due focus: uno a livello regionale, quindi si è studiato un progetto di rete di infrastruttura verde e blu e rete ecologica per la regione del Veneto. Noi abbiamo già una regione, però diciamo come l'infrastruttura verde e blu regionale può migliorare e informare la rete ecologica. E poi un caso più specifico invece, nel più di dettaglio, nel sistema delle aree umide della laguna di Caorle. Il concetto utilizzato da noi si basa su un concetto portato avanti dalla JRC e dall'Agenzia per l'Ambiente, in cui noi andiamo a costruire la nostra rete sulla base di una mappatura delle infrastrutture che la compongono, ma non solo una mappatura fisica, quindi degli elementi che la compongono, boschi, aree naturali, seminaturali, ma anche dei servizi che queste aree sono capaci di fornire. Con questo passo la parola, no, scusate, passo la parola alla Gioia. Grazie, grazie mille Claudio. Si riesce a Prego. interrompere la condivisione in alto, dovresti avere un tastino, perfetto. Così adesso può farlo l'architetto Gioia Gibelli dell'omonimo studio Gioia Gibelli di Milano, che ci presenterà il lavoro sulla definizione delle linee guida per la progettazione delle infrastrutture verdi e blu e della rete ecologica svolto nell'ambito del progetto Plan to Connect. Gioia, Ok, ti vediamo, quindi ok, puoi partire, hai un 35 minuti? urca, va bene, allora si è ridotto il tempo, io ho tantissime cose da dirvi. No, abbiamo comunque un margine alla Ok, fine, quindi no, ma vabbè, ma avvisami quando mi mancano magari 5 minuti, per favore. perfetto, grazie. Andrò molto veloce, veramente queste linee guida sono molto corpose e vi spiego velocissimamente in che cosa consistono, poi mi fermerò su alcuni aspetti che magari sono più significativi di altri o che aiutano a capire bene qual è lo spirito, qual è il senso di queste linee guida e quali sono i principi sulle quali sono basate, in modo tale che poi una volta che si capiscono bene i principi si capisce meglio il metodo, e se si capisce bene il metodo si può anche migliorare, e quindi siete in grado poi di migliorare quello che abbiamo fatto noi. Allora, le linee guida intanto partono con una descrizione del lavoro fatto per il disegno della rete ecologica regionale, da cui poi deriva, che costituisce una sorta di grande framework entro il quale si propone di sviluppare le reti ecologiche alle scale sottordinate, quindi provinciali, comunali e intercomunali. Si compongono di un documento che è quello che vi vado a illustrare un po' adesso, ma anche di una serie di allegati che noi abbiamo chiamato sussidi operativi, che quindi vengono richiamati di volta in volta quando entrano in gioco nel processo di costruzione della rete ecologica dell'infrastruttura verde-blu alle scale di cui magari vi potete occupare, e che possono aiutare ad affrontare determinate fasi del processo. Lo scopo è quello di, sono vari, è uno strumento multiscopo, come si dice oggi,
Primo, fornire un metodo per la pianificazione di reti ecologiche e infrastrutture verdi e blu, armonizzando i livelli regionali, provinciali e comunali che oggi non appaiono. Noi abbiamo fatto un approfondimento su questo e ci siamo resi conto che i vari livelli spesso non si parlano, mentre invece è fondamentale, visto che noi comunque nella pianificazione territoriale, nella governance del territorio affrontiamo il sistema territoriale, ma a me piace chiamarlo il sistema socio-ecologico, che è un sistema multiscalare, è fondamentale che poi negli strumenti di governance questo concetto di multiscalarità venga mantenuto, perché ci sono dei legami importantissimi tra le diverse scale che è importante non perdere, ma è anche importante monitorare. Quindi questi due aspetti sono quelli che hanno informato la costruzione del metodo e sono un obiettivo che hanno informato la costruzione del metodo. Secondo, integrare le politiche territoriali con le strategie UE e le nuove esigenze locali, quindi dal globale al locale e viceversa. Aggiornare il concetto di rete ecologica in chiave di infrastruttura verde e blu, ce l'ha detto l'Unione Europea nel 2013, quando è uscita la strategia delle Green and Blue Infrastructure, e da lì si sono aperti una serie di possibilità nuove anche per le reti ecologiche. Quindi rete ecologica come luogo prioritario per la conservazione del capitale naturale e la fornitura di servizi ecosistemici utili, non unica, perché tutta l'infrastruttura verde e blu che fa questo, ma la rete ecologica è, come dire, la struttura funzionale che raccoglie in maniera prioritaria capitale naturale. Proporre un approccio valido per selezionare i servizi ecosistemici utili nei diversi paesaggi, perché i servizi ecosistemici funzionano come tutti gli altri servizi, no? Quindi rispondono a dei bisogni. I bisogni cambiano a seconda dei diversi paesaggi. Poi magari ci torniamo un attimo su questo, perché secondo me è un concetto molto importante che abbiamo utilizzato, ma l'abbiamo utilizzato perché lo consideriamo utile. Quindi l'approccio si basa sulla ricerca delle vulnerabilità del sistema socio-ecologico, sul concetto di multiscalarità già detto e naturalmente sulla multifunzionalità. Se ho un sistema di ecosistemi che mi risponde a più bisogni e quindi è multifunzionale, evidentemente quel sistema varrà di più rispetto a un sistema monofunzionale. Offrire strumenti per una governance adattiva e una pianificazione attenta alla conservazione delle risorse che stiamo consumando con la velocità della luce, ve l'ha dimostrato Giacomo parlando di biodiversità poco fa. Quindi a chi si rivolgono? Alle pubbliche amministrazioni, tutte a livello regionale, provinciale, comunale, ma anche tecnici e professionisti pubblici e privati e altri soggetti interessati che potrebbero essere tutti coloro che in qualche modo si occupano di territorio. Abbiamo i contenuti, abbiamo una parte che racconta, che definisce, no? Porta le definizioni, i principi fondamentali che non vuole essere la Bibbia questa parte qua, ma sono quelli che abbiamo utilizzato noi, giusto per chiarire da subito come ci poniamo. Poi c'è una parte descrittiva degli elementi strutturali del progetto di infrastruttura verde-blu regionale, dove la regione è stata in qualche modo suddivisa in macro paesaggi, proprio per capire quali sono i diversi bisogni, no? I diversi driver di vulnerabilità. La rete, cioè la descrizione poi della rete regionale e della rete provinciale che sono state e dei bisogni delle reti provinciali che sono state individuate, le aree prioritarie per la connettività ecologica a valenza transnazionale che sono prese dal progetto Plan to Connect. Poi c'è una parte di metodologia, una parte di proposta di integrazione della rete ecologica regionale e poi una parte che descrive proprio il metodo di disegno delle reti alle scale provinciali e comunali a partire da quella regionale e da tutti i principi e concetti che abbiamo individuato. Questo è sinteticamente l'indice che contiene quello che ho appena detto. Tra gli orientamenti alla progettazione e le conclusioni ci sono già alcuni aspetti che sono parte dei sussidi operativi.
Allora, questa la salto perché è già stata detta, quindi la definizione generale delle infrastrutture verdi e blu, il rapporto con i servizi ecosistemici, e passo velocemente a un piccolo affondo per aiutarci a capire che cosa sono le infrastrutture verdi e blu e come si pone la rete ecologica all'interno di questo grande sistema di reti. A me, allora, l'infrastruttura verde-blu è di solito tradotta dall'inglese in termini di rete verde-blu, ma viene dal termine network. In realtà il termine network ha un significato che è un po' più complesso. Non è la rete solo dal punto di vista strutturale, ma è proprio la traduzione di sistema rete. Per cui questo lo dico perché nel concetto di sistema ci sta tutto, ci stanno anche le funzioni, ci stanno le interazioni reciproche tra gli elementi che compongono la rete e di conseguenza e alcune attenzioni che è importante avere. Per esempio il tema della multiscalarità, il concetto di rete non ce l'ha necessariamente, il concetto di sistema ce l'ha proprio in maniera intrinseca. Quindi l'infrastruttura verde e blu è un sistema integrato di aree in grado comunque di fornire servizi ecosistemici. La rete ecologica connette i siti Natura 2000, altri elementi funzionali alla conservazione della biodiversità, è il serbatoio del capitale naturale, fonte principale di erogazione dei servizi ecosistemici. Qui abbiamo uno schema che in qualche modo racconta quelli che possono essere alcuni degli elementi che costituiscono un'infrastruttura verde e blu, e di qua abbiamo alcuni gli stessi elementi riportati ad un disegno di rete ecologica. Vedete che qui si sono accorpati una serie di elementi diversi perché la rete ecologica è proprio quell'ossatura, no? Quel luogo dove si concentra il capitale naturale. In questa tabellina che c'è qua in mezzo, con gli stessi colori, sono indicati quelli che sono gli elementi che più o meno certamente possono far parte di una rete ecologica. Qua dentro sono gli elementi che più o meno certamente possono far parte solo dell'infrastruttura verde e blu, perché sono gli spazi urbani e periurbani, gli spazi verdi per la fruizione e la mitigazione di disturbi vari, eccetera. E in mezzo ci sono degli elementi che possono far parte di una e dell'altra, perché sono tipicamente degli elementi che possono contenere spazi importanti per la rete ecologica e paesaggi rurali, a secondo per esempio della naturalità diffusa che possono contenere, ma possono essere anche semplicemente degli spazi agricoli che allora nel primo caso vanno anche a supporto della rete ecologica. Se invece sono solo degli spazi agricoli con poca biodiversità, una scarsa biodiversità, più facilmente entrano nell'infrastruttura verde e blu. C'è da dire che la rete ecologica l'abbiamo costruita e si costruisce sia relativamente a quelli che sono i valori intrinseci dei diversi elementi che costituiscono un'infrastruttura verde e blu, ma anche in riferimento a dei valori di posizione. Per esempio possiamo avere degli elementi che hanno un valore ecosistemico molto basso, che però hanno un valore di posizione molto importante e di conseguenza li abbiamo inseriti nella rete ecologica, tipicamente sono i corridoi di connessione. Dico questo perché questo ci riallaccia alla funzione che ha la rete ecologica anche proprio per la pianificazione territoriale. Normalmente nella pianificazione classica elementi che non hanno un valore ecologico proprio non vengono considerati come elementi di valore. E quindi ecco che questo approccio, e mediamente l'approccio alla rete ecologica, cambia anche l'approccio alla pianificazione territoriale classica perché introduce dei valori che diversamente non vengono curati, non vengono considerati. L'introduzione dei servizi ecosistemici, ma vado via velocemente perché se ne è già parlato, e quindi vediamo un po' di capire ancora un pochettino, andare ancora più a fondo per capire come funzionano sul territorio questi due concetti di infrastruttura verde-blu e di rete ecologica e come diventano strumenti. Allora, qui abbiamo per esempio una rappresentazione di parecchi elementi che hanno delle potenzialità dal punto di vista della conservazione della natura, elementi naturali di partenza, elementi che si possono evolvere
in elementi funzionali, vedete che sono, l'abbiamo chiamati VB poco funzionale. Perché poco funzionale? Perché è frammentata, è fatta di frammenti ed è vulnerabile. È vulnerabile perché mancando i legami, mancando le relazioni, mancano il sostegno reciproco che le diverse aree naturali si possono dare vicendevolmente. E manca ci sono degli elementi, manca la rete, ma manca soprattutto il sistema. Quindi non ci sono delle sinergie tra, per esempio, questa zona umida e il fiume, oppure tra la zona umida e la cava. Questo rende il tutto maggiormente vulnerabile e di conseguenza abbiamo delle relazioni deboli, abbiamo una maggiore come dire, appunto vulnerabilità nei confronti anche dei disturbi antropici, perché se per esempio questa zona umida viene per metà trasformata, perde molte delle sue potenzialità, perché comunque le dimensioni hanno un'importanza notevole nei confronti della conservazione della natura. Se invece è supportata da altri elementi, il fatto di perdere una parte alla fine incide meno sulla possibilità di recuperare importanza. Allora, che cosa si può fare? Naturalmente questo, no? Questo sarebbe lo scenario ideale, quello che tutti noi vorremmo fare probabilmente, no? Quindi rimettere, fare piccoli e grandi elementi che mettono in relazione la maggior parte di tutto quello che succede. Vedete, per esempio, questa zona umida con una serie di legami anche di piccole dimensioni, quindi con degli esborsi economici limitati, viene poi a collegarsi, nonostante l'infrastruttura che gli passa in mezzo tra la cava di prima che viene rinaturalizzata e la zona umida, viene rimessa in rete, rimessa a sistema e di conseguenza diventa più resiliente, meno vulnerabile. Allora, di tutto questo che cosa succede? Abbiamo delle parti che costruiscono l'ossatura portante, che sono queste, e tutto il resto che è assolutamente fondamentale perché comunque è a sostegno di tutto il sistema nella sua complessità, ma che possono far parte, per esempio, dell'infrastruttura verde-blu. Sono degli esempi, no? Poi è chiaro che ogni luogo è diverso dagli altri e ogni situazione va affrontata per quello che è, va studiata e va affrontata per quello che è, le soluzioni possono variare estremamente. Cosa sono le nature-based solutions? Le nature-based solutions sono le soluzioni che nell'insieme costituiscono le soluzioni fatte con la natura, basate sulla natura, che nel loro insieme costituiscono il sistema dell'infrastruttura verde-blu. Possono essere elementi di grandissima importanza, possono essere degli elementi anche parzialmente artificiali e possono essere anche delle opere che vengono fatte. Qui vediamo la decementificazione di un torrente. Guardate che Italia questa, non è Nord Europa, questo è stato fatto in Abruzzo. È un'opera interessantissima, poi a chi serve posso dare i riferimenti. Possono essere dei piccolissimi elementi che fanno parte delle città e che servono per migliorare il ciclo dell'acqua all'interno dei sistemi urbani. Concetto importante, già citato in partenza, la multiscalarità. Vado via velocemente, sono poi spiegati all'interno delle linee guida. C'è l'approccio che abbiamo dato comunque questo. La scala regionale definisce un'ossatura portante, uno schema che poi vedremo fondamentale che sarebbe utile riportare a scala provinciale e poi a scala comunale. Ma la scala comunale fornisce degli elementi fattori limitanti e opportunità, la scala comunale intercomunale fornisce elementi, fattori limitanti e opportunità che poi riverberano nelle scale superiori se vengono prese in considerazione nella loro giusta misura. Ed eccoci alle vulnerabilità, resilienza e perché. Questo è un altro concetto importante sul quale io vorrei fermarmi un secondo. Perché abbiamo deciso di lavorare con la vulnerabilità soprattutto e la resilienza? Qua ci sono delle definizioni. La vulnerabilità è praticamente inversamente proporzionale a due caratteristiche che sono sempre parte dei sistemi.
ecologici, che sono la resilienza e la resistenza. Si parla molto di resilienza ma mai di resistenza in questo momento storico. In realtà l'equilibrio degli ecosistemi e dei sistemi di ecosistemi si basa sulla coppiata tra resilienza e resistenza. Le due insieme sono più o meno, stiamo un po' semplificando, ma diciamo più o meno è inversamente proporzionale alla vulnerabilità. Quindi se noi lavoriamo sulle vulnerabilità al contrario, no? Come reciproche della resilienza e della resistenza, lavoriamo un po' su tutto. La vulnerabilità è anche legata alla fragilità dei sistemi, dei ecosistemi e quindi al loro degrado. Quindi passiamo anche a ragionare di sistemi di paesaggio in questo modo, che sono sistemi ambientali in cui infiliamo dentro anche i sistemi culturali e quindi possiamo parlare di paesaggio in modo molto simile a quello che è il sistema socio-ecologico. La resilienza e la resistenza hanno come riferimento importante per il loro sviluppo, per il loro mantenimento e sviluppo, il sistema di relazioni, che le relazioni, le interazioni sono un po' la colla dei sistemi socio-ecologici, e l'adattamento. E perché ci interessa inserire questi concetti? Perché abbiamo detto che i servizi ecosistemici funzionano come servizi, no? Quindi rispondono a dei bisogni, ma i bisogni che noi umani vediamo sono legati alla nostra percezione, che lavora alla scala umana, perché noi siamo umani, mentre i sistemi territoriali lavorano, come abbiamo detto, a scale diverse. Quindi lavorare sulla vulnerabilità, che è un altro concetto multiscalare, ci aiuta a staccarci dalla scala umana e quindi nel momento in cui individuiamo dei bisogni territoriali, che sono bisogni che si riferiscono per esempio all'adattamento ai cambiamenti climatici, sono bisogni che si riferiscono al fatto di mantenere degli equilibri che sono sempre più minacciati e sono dei bisogni che si riferiscono al fatto di comprendere meglio le minacce e come dire, quello che fa bene e male ai sistemi socio-ecologici, che poi sono quelli che ci permettono di continuare a vivere su questo pianeta. Quindi la vulnerabilità ci aiuta in qualche modo a oggettivizzare quelli che sono i bisogni che diversamente noi non riusciamo a focalizzare vista la nostra scala umana. E ci permette la vulnerabilità di individuare, una volta che abbiamo fatto la lista della spesa, la lista delle vulnerabilità che stanno in un certo ambito territoriale, ci permette anche di individuare i servizi ecosistemici che mitigano le vulnerabilità e quindi di andare diretti a trovare degli obiettivi di progetto dell'infrastruttura verde-blu o della rete ecologica, a seconda di quello che vogliamo fare e di dove siamo, che abbiano un senso per il sistema e non solamente per noi stessi. Allora, cosa sono la vulnerabilità e la resilienza? Ecco qua, delle immagini, no? Noi parliamo di driver di vulnerabilità, cioè ciò che noi facciamo come umani, oppure che succede anche a livello di trasformazioni naturali che diventano dei driver di vulnerabilità. Quindi, per esempio, quelli principali che causano poi gli allagamenti, come nel caso dell'immagine che vedete, sono l'impermeabilizzazione di suolo, l'artificializzazione del reticolo idrografico e anche, non c'è scritto, ma insomma l'alterazione comunque del ciclo dell'acqua, che di fatto è una conseguenza dell'impermeabilizzazione del suolo. Effetti, allagamenti urbani e alluvioni. E qui abbiamo dei servizi ecosistemici di mitigazione, regolazione degli eventi estremi, regolazione del ciclo dell'acqua. Qua abbiamo una zona umida bellissima che vedete che è fortemente diversificata, perché la biodiversità è comunque una garanzia di funzionamento degli ecosistemi, quindi ci serve anche come indicatore, non solo come obiettivo di progetto. E qui abbiamo un'immagine di resilienza. Perché? Perché intanto è un ambiente protetto, quindi le protezioni che noi decidiamo, le scelte che noi decidiamo, facciamo, possono essere degli elementi di resilienza. Ci sono delle dinamiche naturali che si muovono, dei flussi, dei processi che non hanno impedimenti e di conseguenza una possibilità di adattamento fortissima. E poi gli effetti quindi sono una zona umida con specie animali e vegetali adatte, produzioni di servizi ecosistemici fortemente diversificati. Quelli incrementabili
Non lo so, perché dipende da quello che succede nell'ambito di paesaggio. Molto spesso non si può guardare solamente l'elemento in sé, ma bisogna guardarlo nel suo contesto. In questo caso non lo sappiamo. Comunque, quelli che possono essere i servizi ecosistemici incrementabili sono per esempio la fornitura di habitat, quindi servizi di supporto, che sono quelli basilari perché tutti gli altri servizi possono essere erogati, perché quelli di supporto sono quelli legati alla capacità, alla possibilità di sussistenza, anzi di vita degli ecosistemi, quindi fornitura di habitat, mitigazione degli eventi estremi, purificazione dell'acqua, regolazione del microclima. Andiamo ora al processo che noi abbiamo messo in piedi, che vado a descrivere da adesso in avanti. Quelli di prima erano principi. Allora, un processo in 3 fasi per la pianificazione dell'infrastruttura verde-blu e della rete ecologica. La prima fase riguarda il riferimento, no? La costruzione del riferimento, che è la scala superiore, che si riferisce ai macro paesaggi che abbiamo individuato nella regione Veneto, che sono i paesaggi alpini e prealpini. Questa è una carta dell'uso del suolo, ma i paesaggi costieri, i paesaggi della pianura, che sono pianura agricola e anche in parte infrastrutturata, in molta parte per la verità, e i paesaggi fluviali. Per ognuno di questi paesaggi abbiamo individuato le vulnerabilità e di conseguenza i servizi ecosistemici prioritari per mitigare quelle vulnerabilità. Quelli naturalmente, le vulnerabilità naturalmente che possono in qualche modo essere gestite dalla pianificazione territoriale. Per dire, l'agricoltura intensiva di cui si è già parlato prima non può essere gestita dalla pianificazione territoriale, per cui è sicuramente una vulnerabilità, però la citiamo, però è vero che la pianificazione ci può fare veramente poco. Vado avanti, poi ci sono qui, vedete che ogni fase praticamente corrisponde ad una scala un po' diversa, ma soprattutto ad operazioni diverse che sono descritte in maniera abbastanza importante nelle linee guida. Siamo partiti dall'ecomosaico regionale, che in pratica è la carta dell'uso del suolo un po' riveduta. Quindi abbiamo indicato i sistemi funzionali regionali dell'infrastruttura verde-blu di Stato. Qua sono stati estratti e diversificati in maniera più precisa possibile, per quanto siamo alla scala regionale, la presenza delle infrastrutture verdi-blu, e di conseguenza da questi siamo passati, e dalla idrogeomorfologia, siamo passati poi a definire i paesaggi. Vedete che già da queste carte, dall'infrastruttura verde-blu di Stato, si individuano 2 dorsali importantissime che nelle carte precedenti, quelle che sono state sviluppate a livello europeo, nella Stato delle reti ecologiche non comparivano in maniera così precisa, e che sono praticamente la dorsale alpina, ma anche la dorsale costiera, dopo la vedremo meglio, e poi i corridoi di connessione, che in Veneto sono prevalentemente i fiumi, ma questo ha una ragione molto precisa, che dipende dal fatto che nella regione Veneto arriva tutta l'acqua che viene prodotta dalle Alpi e anche da una parte degli Appennini, i versanti a nord degli Appennini. Quindi una quantità d'acqua straordinariamente importante, di conseguenza tutti i sistemi idrici sono fondamentali in questa regione. I paesaggi alpini e prealpini hanno dei sottopaesaggi, ma vado via velocemente. Questi sono i servizi ecosistemici che abbiamo, quelli riquadrati di rosso, che abbiamo preso in considerazione per lo sviluppo intanto lo studio dell'infrastruttura verde-blu e lo sviluppo della rete ecologica. Tutte queste cose le trovate all'interno delle linee guida, ma così andiamo avanti velocemente. E allora ecco che vedete, questa è la tabella che riporta i servizi ecosistemici significativi per ogni macro paesaggio. Quindi qui abbiamo i 4 macro paesaggi, qui abbiamo quelli di approvvigionamento che si diversificano a seconda delle produzioni, abbiamo le regolazioni del microclima che si diversificano a seconda delle funzioni principali nei diversi macro paesaggi, e così di seguito. Abbiamo utilizzato come metodo di mappatura dei servizi ecosistemici il metodo Burkhard, che dal mio punto di vista, un punto di vista personale che può non essere condivisibile, ma
ve lo dico così come l'abbiamo usato, è quello più semplice da utilizzare nella pianificazione territoriale, soprattutto perché ha la possibilità di essere utilizzato da tutti, assolutamente con sistemi open source, ma anche senza una capacità di utilizzare modelli più sofisticati, eccetera. Quindi chiunque può essere in grado, che abbia un minimo di manualità sui sistemi informativi territoriali, ha la possibilità di utilizzare questo sistema. È interessante perché non si lega a dei pixel o comunque unità spaziali artificiali, ma si lega esattamente ai poligoni di uso del suolo. Quindi, nel momento in cui, quindi lo posso usare molto facilmente nei monitoraggi, perché nel momento in cui io prevedo una trasformazione in positivo o in negativo di un pezzo di territorio, ho la possibilità di monitorare praticamente in tempo reale quello che succede e capire se dal punto di vista dei servizi ecosistemici quella trasformazione è positiva o, o negativa. Allora, abbiamo fornito delle tabelle, queste sono le classi di uso del suolo, qui ci sono tutti i servizi ecosistemici che abbiamo mappato e con un punteggio che va da 0 a 5, che è il metodo appunto proposto da Burkhard, abbiamo dato i punteggi che abbiamo utilizzato, per cui nel momento in cui vi interessasse utilizzare questo metodo avete già le tabelle precostituite e utilizzare delle tabelle con il medesimo punteggio a tutte le scale è utile perché così è monitorabile ed è tutto monitorabile e quelle che sono le trasformazioni che avvengono alla scala locale dei comuni possono essere trasferite con una grande facilità alla scala provinciale e regionale in modo tale da avere con facilità proprio un monitoraggio continuo di quello che succede. Queste sono le mappe come risultano. Vedete che acquisiscono colorazioni diverse nei vari luoghi a seconda dei servizi che vengono considerati ed ecco perché alla fine, ed ecco l'ultima che è la mappa dell'Habitat Quality Index, che è quello che è un indice che di fatto si riferisce alla qualità degli habitat nei confronti della conservazione della natura e che è quello che è una sorta di proxy, quindi dei servizi ecosistemici di supporto che sono quelli che, come dicevo prima, sottendono tutti gli altri servizi ecosistemici. Quindi tutti i servizi, le 4 grandi categorie sono rappresentate e alla fine abbiamo una mappa complessiva dei servizi ecosistemici prioritari che ci rappresenta punto per punto nella regione Veneto qual è il valore dal punto di vista dei servizi ecosistemici, il valore complessivo che quel punto, quel luogo, quel poligono, quel territorio potenzialmente può erogare. È chiaro che poi l'effettiva erogazione dipende anche dallo stato di conservazione degli ecosistemi. Questo, dal punto di vista dall'occhio regionale, non abbiamo potuto verificarlo. È una questione che mano a mano che si scende nei livelli di pianificazione si può però verificare andando poi anche a ritoccare quei valori eventualmente poligono per singolarmente nei diversi poligoni. Ed ecco, da tutto questo, quindi dalla mappa di Habitat Quality e dalla mappa anche dei servizi complessivi, abbiamo disegnato la rete ecologica regionale. Vedete in questo riquadro ci sono le 2 dorsali importantissime che sono la dorsale costiera, perché è quella dove arrivano tutte le acque, infatti ci sono dei sistemi umidi straordinari, lo sapete tutti, e la dorsale alpina che poi si lega alla dorsale alpina di Eusalp e via di seguito. E in mezzo c'è tutta la pianura con una serie di corridoi prioritari che sono indicati qua e che ritroviamo qua. Quindi questa è la leggenda, adesso la andiamo a vedere meglio, della rete ecologica regionale che tiene conto di quello che è stato restituito dal progetto Planto Connect, ma tiene conto anche di quello che abbiamo fatto noi. La leggenda, poi ne parliamo meglio, contiene degli elementi che sono quelli classici delle reti ecologiche e l'abbiamo costruita andando a vedere le leggende della rete regionale vigente e anche delle reti provinciali
cercando di restituire una leggenda che abbia un po' di memoria di quello che è già stato fatto per facilitarne l'uso. E poi abbiamo indicato alcune delle azioni, vedete questi nodi qua sono alcune delle azioni prioritarie perché sono nodi critici, di conseguenza sono importanti. I corridoi di connessione sono praticamente tutti corridoi fluviali, tranne questo corridoio che ha semplicemente un canale e che è un corridoio di terra che però ha un'importanza notevolissima ed è quasi tutto da ricostruire però, perché questo ha delle stepping stones molto molto importanti, che sono questi due, ma ha anche una pianura da attraversare che è piena di infrastrutture e di insediamenti. Gioia, Sì, scusa vado. se ti disturbo, avresti ancora un paio di minuti, però Aiuto. puoi prendertene anche una decina al Va bene, va massimo, bene. perché comunque avevamo previsto un po' di ritardo. Grazie, grazie. Vado avanti. Sì. Questa è la leggenda così descritta anche con delle immagini. Mi fermo un attimo su questo punto. Questo verde sono gli areali entro cui definire la connessione, l'area connessione diffusa nei PTCP, perché ci sono delle zone che sono importanti come valori di posizione, ma che a scala regionale non si riescono a precisare. Abbiamo uno strumento operativo, è questo, la leggenda unificata delle reti ecologiche di progetto, che funziona come una sorta di scatola cinese, per cui mano a mano che si scende si dettaglia meglio e il tutto può essere poi riportato alla scala, regionale. Seconda fase, le vulnerabilità. Vado via velocemente perché questi sono strumenti, no? Abbiamo identificato e descritto quelli che sono i maggiori fattori driver di vulnerabilità a livello territoriale, quindi a livello di questioni che la pianificazione si può prendere in carico. Abbiamo messo a punto anche degli strumenti, questo è un indicatore, l'indicatore di sprawl, che ci permette di vedere meglio come l'urbanizzazione diffusa e le infrastrutture frammentano i territori e quindi di capire dove eventualmente possono essere costruiti dei corridoi che effettivamente collegano delle ecoaree a delle zone, vedete questi blu sono tutte delle zone di importanza, e ci permette anche di capire quanto pesa l'urbanizzazione diffusa, quindi la distribuzione degli elementi antropici. Abbiamo introdotto, sempre per quanto riguarda l'identificazione delle vulnerabilità, anche a scala più di dettaglio, delle tabelle che abbiamo chiamato i driver di vulnerabilità indotti, che riguardano una serie di strutture e infrastrutture come le opere lineari, quindi che gli impatti diretti e gli impatti indiretti a scala vasta e a scala locale. E qui ci sono 7-8 categorie di opere che sono state descritte. Sono state anche, per quanto riguarda le infrastrutture rappresentate, sia sulle mappe di uso del suolo, sia sulle mappe del valore complessivo dei servizi ecosistemici, perché così si riesce anche a capire qual è il valore che le infrastrutture portano via, sottraggono al territorio. C'è un altro strumento che è interessante, credo, cioè il quaderno dei nodi critici dei corridoi primari, che rappresenta quali sono le criticità. Questo ci ha permesso di individuare 4 driver più diffusi di criticità, quindi sono i tratti di infrastrutture interferenti, le urbanizzazioni interferenti che abbiamo visto molto bene con con la mappa dell'indice di sprawl, i processi di frammentazione, quindi questi sono elementi strutturali, questi sono processi, quindi dinamiche. Abbiamo dei processi di frammentazione, di destrutturazione del mosaico in corso che possono essere estremamente pericolosi se non si vedono e quindi non si agisce, e i processi di intensificazione d'uso del suolo. Abbiamo poi definito, cioè contato per ogni tipo di paesaggio l'abbondanza e la scarsità dei servizi ecosistemici. Questo è un altro strumento interessante perché i servizi ecosistemici più scarsi sono quelli sui quali ha più efficacia lavorare per la riduzione delle vulnerabilità. Arriviamo già alla terza fase, quindi la progettazione dell'area studio. Partiamo dallo schema complessivo e arriviamo per esempio alla scala locale per vedere come funziona, vedete lo schema della connettività sulla scala locale. Abbiamo la rappresentazione dello stato dell'infrastruttura verde blu di stato che è molto più precisa
grazie alla leggenda unificata che abbiamo fatto anche per la rappresentazione dello Stato e quindi l'introduzione di nuovi elementi che rendono la infrastruttura verde-blu di Stato molto più ricca dell'infrastruttura verde-blu della regione. Perché questo? Perché consideriamo anche alcuni aspetti che sono racchiusi in questa tabella, ma vado via velocemente, che comunque sono per esempio i valori intrinseci, appunto la scarsità e l'abbondanza, valori di posizione, i valori attribuiti dalle comunità. L'affinamento delle mappe di Stato tiene conto di queste situazioni. C'era una figura che aveva fatto vedere Giacomo prima sul fiume Trebbia, che era simile, no? Era magari più comunicativa, questa è più tecnica, che però vi fa vedere per ogni parte del fiume, per esempio, che servizi ecosistemici, cioè che cosa troviamo e quali sono i servizi ecosistemici che vengono erogati da queste parti. Quindi, tenendo conto di questi aspetti e anche altri, evidentemente, abbiamo individuato queste tabelle che ci permettono di individuare elementi in più rispetto a quelli mappati a scala regionale e che sono stati inseriti nella leggenda della scala locale, sempre col sistema delle scatole cinesi. E qui viene rappresentata la mappatura che è stata fatta dello Stato. A questo punto abbiamo introdotto dei punteggi in più perché per gli elementi nuovi che compaiono alle scale locali, in modo tale che chi ci lavora possa anche in qualche modo integrare le tabelle Burkhardt con i nuovi valori e di conseguenza arrivare a precisare anche il valore delle mappe dei servizi ecosistemici con questo affinamento che viene dato alla scala locale. E qua sono quasi alla fine il processo delle mappature, quindi l'immagine satellitare che ci fa vedere com'è l'area nella concretezza, nella realtà, l'infrastruttura verde-blu di Stato come viene disegnata, l'indicatore di habitat quality, la proposta di RER di progetto, quindi quella regionale, e la rete ecologica di progetto alla scala locale, nel quale vedete che sono comparsi degli elementi nuovi prevalentemente in questa zona, dove sono chiamati gli elementi di completamento della rete ecologica, ma anche i corridoi fluviali vengono precisati. Ed ecco qui la proposta di RER di progetto, nel dettaglio la proposta di rete ecologica alla scala locale. In più adesso vi farò vedere, vengono indicati questi 4 nodi che sono praticamente dei varchi importanti che qui vi ho rappresentato per esempio il nodo critico numero 2, perché è critico, perché vedete che ci sono dei punti in cui come dire, l'erogazione di servizi ecosistemici è estremamente bassa rispetto al fatto di avere una necessità di fornitura per avere un punto importante della rete ecologica. Quindi i sussidi operativi cosa sono? La mappa delle VB di stato di progetto, la leggenda unificata, il quaderno dei nodi critici, ma anche il manuale dei servizi ecosistemici e gli allegati. Sono le ultime 2 slide. La governance adattativa dei sistemi socio-ecologici. Che cosa comporta? Non disegnare propriamente uno spazio fisico preciso, ma questa è l'idea che abbiamo noi, evidentemente può essere discussa, fornire scenari, la RER, la proposta di RER è di fatto uno scenario, e strumenti finalizzati a progettare processi. Noi dobbiamo smettere di progettare zone. Dobbiamo pensare che stiamo progettando processi perché siamo in un sistema vivente, i sistemi viventi si modificano, si trasformano e quindi dobbiamo progettare processi che siano adatti ad affrontare le sfide di un mondo in cambiamento, l'incertezza e la velocità con cui sta cambiando. Io mi sono messa a dire che la condivisione è la base, quindi questo poi è fondamentale per la partecipazione sia per la condivisione e la messa a punto di progetti condivisi, ma sia anche per aumentare quella cultura diffusa senza la quale le scelte giuste per noi sarà molto difficile farle, no? Quindi servono le 4C. Competenze trasversali, assolutamente, quindi bisogna lavorare in tanti in gruppo, ognuno col proprio ruolo, in base alla propria competenze. La cultura diffusa,
la conoscenza e la cittadinanza attiva. Quindi la partecipazione è un elemento strutturante dei processi di governance ed è importantissima sia all'interno degli enti per aiutare la trasversalità dei settori della pubblica amministrazione e con gli stakeholders. E naturalmente servono gli strumenti e le buone pratiche, quindi per esempio le risorse economiche che noi abbiamo cominciato ad identificare, le compensioni adeguate ai servizi ecosistemici persi in caso di trasformazione, e lo strumento che abbiamo ideato e abbiamo prodotto serve per questo, in modo tale che sia sempre più consapevole cosa comporta una nuova trasformazione e possa anche essere conteggiata in termini economici. Una contabilità ambientale che consideri anche gli oneri gestionali e manutentivi e il valore aggiunto che comportano le infrastrutture verdi e blu. Vi dico solo che la città di Lione ha contato che per ogni metro quadro di infrastruttura verde e blu costruita, la comunità guadagna 8 euro. Non ho ancora capito se all'anno o in generale, però non è cosa poco. La possibilità di attivare i pagamenti PESI, pagamenti di servizi ecosistemici, e poi naturalmente i finanziamenti europei, eccetera. E con questo ho finito. Scusate se sono andata un po' lunga, grazie. Grazie a te, Gioia. Ti chiedo scusa se ti ho messo fretta all'inizio, però alla fine il tuo intervento era quello centrale, quindi ti abbiamo garantito un po' di margine in Grazie. più. Quanto ci ho messo? Allora, ti chiedo scusa che ho mal di gola e sto masticando una caramella. Darei la parola adesso a Francesca Drusa, la collega di Etifor, perché sono arrivate un po' di... Oddio, chiudi un attimo. Sono arrivate un po' di domande in chat e quindi le gestirà lei. Prego, Francesca. Ecco qui, sì, buongiorno a tutti, grazie Giacomo. Confermo, sono arrivate un po' di domande in chat e alcune considerazioni, quindi intanto ringrazio per la partecipazione. Alcune domande per iniziare di carattere più prettamente operativo, che quindi riguardano l'emissione di un attestato di partecipazione a fine del webinar e anche l'invio delle slide e della registrazione del webinar ai partecipanti. Rispetto alla prima, ripeto quanto Giacomo già accennava all'inizio della formazione. Non verranno rilasciati attestati di partecipazione a fine del webinar. Non abbiamo la possibilità di monitorare le presenze, quindi abbiamo scelto di non rilasciare gli attestati. Ricordo che però per i dipendenti di Regione Veneto è possibile avere il riconoscimento dei crediti. In chat trovate tutti i riferimenti per compilare il form per per appunto avere riconosciuti i crediti. Per quanto riguarda la seconda domanda rispetto all'invio della registrazione e delle slide ai partecipanti, chiedo magari a Claudio Chiapparini e Claudio Perin di Regione Veneto se ecco, possono confermare che la registrazione e le slide verranno inviate. Certo, sicuramente al termine di questo lavoro verrà tutto pubblicato sul sito della Regione Veneto sotto il progetto Piano Connette e vi sarà inviato il link. Perfetto, grazie mille Claudio. E passo a qualche domanda invece di carattere contenutistico. Vedo che in realtà ad alcune sono già state date risposte in chat, quindi prendo alcune di quelle alle quali non si è ancora risposto. Gioia, innanzitutto alcune domande e considerazioni rispetto al tuo intervento. Chiedono una specifica in merito alle aree agricole ad alto valore naturalistico che credo tu abbia citato all'inizio della tua presentazione, quindi se puoi dare una specifica su che cosa si intende con queste aree.
Francesca, insieme a ero questo... io che ho accennato sono io Ah, che ho accennato alle... Ok. allora perdonami Claudio, è arrivata la domanda durante l'intervento di Gioia e l'avevo Sì, connesso a perché quello che... ci sono all'interno della leggenda, io non le ho citate perché Sì, sono andata via veloce, però ci sono all'interno della leggenda e quindi sono state trattate nel progetto di rete ecologica, sono state individuate due categorie di aree rurali, agricole, di importanza conservativa, cioè, che sono quelle che hanno una densità maggiore di altre di siepi filari, quindi di infrastruttura verde, e ci sono quelle che hanno una maggiore densità di reticolo idrografico, di elementi del reticolo idrografico, che quindi potenzialmente sono estremamente importanti per tanti servizi ecosistemici. E quindi a seconda delle densità che abbiamo trovato di uno o dell'altra, alle volte ci sono degli ambiti che li hanno tutte e due, le abbiamo perimetrate come aree che hanno questo tipo di importanza e che di conseguenza diventano un supporto alla rete ecologica perché sono delle matrici che non sono in opposizione a quelli che sono i flussi ecosistemici, insomma i flussi anche di animali, di gameti, eccetera, eccetera. grazie mille Gioia. Non so se Claudio volevi aggiungere qualcosa rispetto a questo. No, insomma, più o meno è questo. Adesso non so esattamente, questo lavoro a livello transnazionale è stato fatto utilizzando dati della Comunità Europea disponibili dall'Agenzia dell'Ambiente e da Eurac, che è il nostro partner di Bolzano. Se è interessata a un approfondimento su questa questione, si può andare a vedere appunto il dato fornito dalla Comunità Europea, che criteri ha utilizzato. Perfetto, grazie mille. Mentre parlavamo, fra l'altro, vedo che è stata data risposta in chat anche a una considerazione pervenuta da un tecnico della provincia di Belluno, che appunto faceva una considerazione rispetto alla proposta di aggiornamento della rete ecologica regionale. Vedo che Claudio Perin di Regione Veneto ha già dato risposta. Non so se Claudio volevi aggiungere qualcosa anche a voce, riprendendo alcuni punti della considerazione che era stata fatta in chat. Guarda, aggiungo semplicemente che questa domanda in qualche modo si riferisce proprio a quel concetto di multiscalarità di cui ha parlato Gioia, cioè man mano che si scende di scala si affinano le analisi relative all'infrastruttura verde blu e alla rete ecologica e quindi si è in grado poi di dare una risposta anche in termini di pianificazione nei nostri strumenti urbanistici a questo tipo di questioni, cioè quello che magari a scala regionale appare come tutto area nucleo, poi scendendo nel dettaglio si va ad analizzare meglio quali sono gli elementi, quali sono le criticità, le vulnerabilità, eccetera. Quindi la domanda che ci è stata posta dalla nostra gentile interlocutrice di Belluno è proprio, la risposta è proprio questa, multiscalarità, discesa di scala e analisi nel dettaglio delle problematiche, delle risorse e quindi una risposta in termini pianificatori. Sostanzialmente ho scritto questo. Perfetto, grazie mille. Vedo anche che erano arrivate domande più puntuali rispetto a chiarimenti in termini di chi avesse censito come hotspot di biodiversità l'area del Mediterraneo e sono stati forniti in chat tutti i riferimenti anche proprio con i link di approfondimento. Quindi ecco, nel caso non fosse stato notato, suggerisco alla persona che aveva fatto la domanda di controllare la chat e non mi risulta che siano pervenute altre domande per i relatori. Chiedo se appunto qualcuno dei relatori vuole fare un ultimo commento, se no ripasso la parola a Giacomo e credo siamo pronti per Sì, una breve pausa. scusa Francesca, c'è un'ultima domanda alla quale ha risposto direttamente in chat Gioia, Sì. che si riferisce appunto ai servizi ecosistemici. Se Gioia vuole... Sì,
Era la Spero, spero. domanda, penso che tu pensi, ti riferisci a quella di Claudia Visser, se come è stato più volte ribadito i servizi ecosistemici sono risposte a bisogni, come sono stati individuati e valutati i bisogni a cui i servizi ecosistemici rispondono, sono le vulnerabilità, cioè il tema, l'approccio che abbiamo dato a partire dalle vulnerabilità, naturalmente quelle che la pianificazione territoriale, di cui la pianificazione territoriale può farsi carico, non altre perché ce ne sono altre, ma non possiamo, cioè non ci serve, noi facciamo piani. E quindi sono le vulnerabilità che per quanto riguarda la scala regionale e la scala dell'area pilota che abbiamo utilizzato come esempio, abbiamo elencato e in particolare quelle di scala regionale sono quelle da cui abbiamo estratto i servizi ecosistemici prioritari, che sono quelli che mitigano quelle vulnerabilità e cambiano a seconda del tipo di paesaggio naturalmente. E per quanto riguarda il lavoro della pianificazione che potrà essere fatto, abbiamo dato degli strumenti, dei sussidi operativi, per cui abbiamo illustrato diciamo, i driver di vulnerabilità maggiore per le scale e per il territorio, che sono la frammentazione, che sono la specializzazione, via di seguito, quelle che sono andata via veloce ma ci sono nelle linee guida. Sono tutte munite di riferimenti bibliografici per cui potete andare anche ad approfondire e inoltre invece in più per le scale locali abbiamo anche costruito quelle tabelle che si riferiscono alle pressioni che vengono prodotte dai nuovi insediamenti, dalle nuove infrastrutture. C'è dentro anche una parte, per esempio, che riguarda le energie rinnovabili, c'è una parte che riguarda per esempio gli insediamenti areali, quindi ci sono dentro anche data center e logistica, per dire, in cui abbiamo proprio elencato. Sono delle checklist sostanzialmente di pressioni sia a scala vasta che a scala locale, sia dirette che indirette, che queste nuove infrastrutture producono sul territorio e di conseguenza permettono di costruire delle liste di vulnerabilità, ma addirittura non ne ho parlato nelle linee guida, però è spiegata l'analisi SWOT che può essere preliminare proprio all'individuazione delle vulnerabilità principali per poi arrivare a definire i servizi ecosistemici che rispondono ai bisogni di mitigazione di aspetti territoriali. Perfetto, Gioia, grazie mille e lascio di nuovo la parola a Giacomo per la conduzione del webinar. Grazie. Grazie. Eccomi qua, allora siamo perfettamente nei tempi e ci possiamo salutare adesso per una breve pausa e ci ritroviamo alle 11:25 per la seconda parte, quindi per tutti gli altri interventi di D'Ambrogi, Bastiani e Furlan. A fra pochissimo, ci vediamo più tardi.
Allora, rieccoci. Spero che abbiate avuto il tempo per un caffè veloce almeno, o quantomeno il tempo di riempirvi la tazza. E noi ripartiamo con i lavori e con Serena D'Ambrogi, che vedo collegata. Serena, Buongiorno, sì. buongiorno. Serena D'Ambrogi svolge la sua attività presso ISPRA nell'area dedicata alla sostenibilità della pianificazione territoriale, aree protette e tutela del paesaggio, e ci parlerà oggi di un lavoro che è un lavoro, se vogliamo, in parallelo con quello che è stato portato avanti dal progetto Plan to Connect e che riguarda l'aggiornamento delle linee guida per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che erano delle linee guida datate 2003. E quindi con questo ti lascio la parola, Serena, Grazie. e puoi presentare. Grazie Giacomo. Sì, il Mento è un'attività a livello nazionale che si pone in qualche modo in coerenza con quello che il progetto Plan to Connect e le attività della Regione Veneto hanno portato avanti all'interno del progetto. Allora, sì, scusate, condivido la mia presentazione. La vedete? La vediamo, non ancora a schermo intero, adesso sì. Ok, Sì, eccoci. siamo all'inizio, perfetto. Ok, perfetto. Allora, l'attività che vi presento, come vi dicevo, è un'attività a livello nazionale che si inserisce in quella che è l'attività ormai più che ventennale di ISPRA, del mio istituto, sul tema della connettività ecologica, a valle del recepimento italiano nel 97 e della direttiva Habitat, e facendo riferimento fondamentalmente all'articolo 3 della direttiva Habitat, dove il tema degli elementi di collegamento ecologico funzionale viene diciamo, rappresentato come elemento fondamentale per il mantenimento della connettività ecologica all'interno del sistema delle aree protette e della rete Natura 2000 in quel caso, ma in qualche modo diciamo, è l'origine di tutta una serie di attività legate al mantenimento della connettività ecologica come elemento, uno degli elementi fondamentali per la conservazione della biodiversità. Le attività dell'allora APAT si sono avviate con un gruppo di lavoro che ha prodotto nel 2003 appunto queste linee guida che hanno rappresentato e rappresentano tuttora, finché non le aggiorneremo, ancora un elemento di riferimento, soprattutto per il livello regionale in Italia. Però qualcosa è successo in questi più di 20 anni e anche a fronte e su, diciamo, spinta di quello che è previsto nella strategia nazionale per la biodiversità, diciamo, della quale nel 2023 l'Italia si è dotata in attuazione della strategia europea, all'interno dell'obiettivo A, prevede una serie di azioni specifiche sulle reti ecologiche. Quindi abbiamo colto questa occasione, avevamo in mente già di aggiornarle, ma abbiamo colto questa occasione per avviare un'attività che ha preso avvio a ottobre dell'anno scorso, che basandosi su quello che è l'attuale stato dell'arte delle reti ecologiche a livello regionale in Italia, attraverso un processo quanto più possibile condiviso e compartecipato
da parte fondamentalmente di tutte le regioni e province autonome, quindi dei funzionari, alcuni dei quali sono anche qui presenti perché la Regione Veneto è stata una delle regioni che hanno sin da subito partecipato a questa attività, quindi funzionari responsabili o insomma comunque coinvolti nelle attività legate alla conservazione della biodiversità e la gestione delle aree protette, ma anche al grande mondo appunto degli uffici della pianificazione territoriale e paesaggistica. Abbiamo avviato un percorso di lavoro che voleva rispondere fondamentalmente, che vuole rispondere fondamentalmente a delle domande che mettono in relazione non solo i temi cioè che mettono in relazione i temi delle reti ecologiche e della connettività ecologica con la pianificazione territoriale, perché un tema che è emerso negli anni precedenti è che le possiamo disegnare, queste reti ecologiche, ognuno con la sua modalità e sulla base delle proprie esigenze. Il problema è il passaggio sugli aspetti di cogenza e quindi sulla reale efficacia e efficienza di come misuriamo l'efficienza di queste reti. Per cui questo rapporto con la pianificazione territoriale, che è un'attività che anche a livello internazionale si sta portando avanti, diciamo, questa analisi era assolutamente necessaria per capire che ulteriori strumenti fornire alle amministrazioni, anche attraverso buone pratiche, come potrebbe essere quella proposta da Plan to Connect, per rendere maggiormente efficaci, non solo implementarle, perché poi passare dalla teoria alla pratica è un elemento, cioè, che spesso trova delle problematiche, ma anche poi, diciamo, renderle maggiormente efficaci e cogenti. Il percorso, come dicevo, è stato un percorso, ed è tuttora perché non è concluso, si è avviato appunto a ottobre del 2024, ipotizziamo di concluderlo con la pubblicazione di delle linee guida nazionali. Ha visto coinvolti, come vi dicevo, le amministrazioni regionali, fondamentalmente individuate come quindi il livello regionale come livello di riferimento per l'area vasta e quindi per una pianificazione, mancando una pianificazione nazionale, il livello regionale essere il livello di riferimento per una efficace pianificazione delle reti ecologiche. Ma anche abbiamo intorno al nostro tavolo, all'interno del nostro gruppo di lavoro, anche alcune delle autorità di bacino, perché in realtà, diciamo, nella nostra esperienza, anche di livello internazionale, il limite amministrativo legato a un limite o comunque a un sistema ambientale definito come è quello di un bacino idrografico rappresenterebbe, diciamo, per molti aspetti il livello ideale di pianificazione delle reti ecologiche. Altri enti che sono presenti all'interno del gruppo di lavoro sono chiaramente il mondo della ricerca, perché qualsiasi attività, questo è un po' proprio nella mission di ISPRA, è proprio quello di essere un elemento di collegamento tra diciamo, l'aspetto più amministrativo e legato alle amministrazioni pubbliche e poi il mondo della ricerca, perché qualsiasi decisione, qualsiasi attività, se non sostanziata da una conoscenza e da una competenza di base, diciamo, in qualche modo non è, diciamo, non è efficace. Ma anche il mondo della professione, chiaramente abbiamo intorno al tavolo anche INU,
e altri diciamo, organismi professionali, nonché le associazioni ambientaliste che in questi anni sono state promotrici di diversi progetti e attività specifiche delle quali volevamo tenere presenti. Allora, una prima attività che si è portata avanti tra il 2024 e il 2025 è quello di sapere dove eravamo, cioè di sapere cosa le regioni avevano fatto in questi anni, con un'analisi di grande dettaglio. Siamo stati molto supportati dal gruppo di lavoro del professor Marucci dell'Università dell'Aquila, che anche raccogliendo l'eredità del professor Bernardino Romano si occupa di queste tematiche del rapporto tra connettività e pianificazione territoriale, e abbiamo portato avanti una ricognizione a livello nazionale, intervistando e sottoponendo a tutte le regioni un questionario, una scheda, in cui ci restituissero le informazioni riferite alle loro reti ecologiche. Quindi c'è una rete ecologica, non c'è, dov'è pianificata, è definita in una norma, è definita in un piano, in quale piano, con quali elementi sono previsti, se sono previsti degli strumenti di implementazione, se è prevista diciamo, degli elementi di continuità e attraverso quali strumenti con le pianificazioni sottordinate e così via. Quindi è una scheda molto complessa che si basa sui contenuti delle linee guida del 2003 e che ci è servita per valutare se i contenuti di quelle linee guida fossero ancora attuali e in che misura fossero state attuate. Altra ricognizione è stata quella sui progetti conclusi e in essere, per cui anche il progetto Plan to Connect è entrato nel nostro bagaglio di informazioni e sicuramente i risultati del progetto saranno inseriti all'interno di quello che sarà, diciamo, le buone pratiche che queste linee guida vogliono rappresentare, nonché anche una ricognizione su altre linee guida, sia a livello nazionale, intendendo diciamo, il livello regionale, che internazionale, diciamo, ci fossero sul tema. Qui una breve, diciamo, così, panorama dei contenuti della scheda. Come vi dicevo, è una scheda di grande dettaglio, quindi io sono qui anche a ringraziare tutti i funzionari regionali che hanno voluto dedicare del tempo a questa attività. I risultati di questa ricognizione saranno pubblicati e sono in via di pubblicazione, li stiamo, diciamo, ottimizzando e preparando l'editing in un modo più leggibile possibile, perché le informazioni sono molte e vedranno la luce, ve ne daremo comunicazione sul sito di ISPRA, diciamo, entro novembre di quest'anno. Qui ho inserito, sì. Solo per informarti che hai ancora 5 minuti al massimo. Aiuto, allora vado velocissima. Allora, vabbè, tanto poi se vi lascerò le slide, diciamo, potrete vederle, ma qui soltanto per rappresentarvi quello che in qualche modo Claudio ha fatto vedere prima. Cioè, se c'è una grande diversità ipotizzabile tra paesi trasfrontalieri, questa è la situazione in Italia. Cioè, la situazione in Italia è di una enorme disomogeneità. Veramente ogni regione fa quasi vita a sé stante, ha pianificato, individuato le proprie reti in modalità completamente diverse, in tempistiche diverse, e quindi diciamo, siamo a un quadro piuttosto disomogeneo, e qui un po' la necessità di capire cosa queste linee guida dovrebbero essere, nel senso
che in qualche modo non è possibile dare un'indicazione unitaria. Quindi le linee guida vorranno essere e vogliono essere in qualche modo una cassetta degli attrezzi dove ogni singola regione potrà trovare spunti, informazione, banche dati per, diciamo, costruire la rete nel modo che gli è più conforme in quel momento, nel momento in cui deciderà di farlo. Vado veloce fino alla conclusione, ma volevo soltanto sottolineare qui alcuni punti. Nelle linee guida del 2003, che vi invito eventualmente a scaricare dal sito dell'ISPRA, venivano individuate 5 tipi di rete ecologica, molte delle quali sono compresenti all'interno delle pianificazioni. E quello che è stato interessante è rilevare che oltre a questi 5 tipi, alcune regioni che nello specifico, per esempio Toscana, Puglia e Basilicata, che hanno inserito la rete ecologica, hanno pianificato le loro reti ecologiche nel piano paesaggistico, hanno individuato un ulteriore tipo di rete ecologica, un'ulteriore, diciamo, caratteristica che la propria rete ecologica ha proprio perché è inserito in quello strumento di pianificazione. E questa è stata una riflessione molto importante. Questa ricognizione è stata la base di una attività anche di condivisione attraverso degli incontri tematici su diciamo, su alcuni temi che risultavano essere da approfondire, perché in qualche modo nelle linee guida non erano state sufficientemente, ma diciamo anche per la giovinezza del documento rispetto poi a delle esperienze sul campo. Ultime 2 slide, quindi se io posso, ecco, anche rubare un minuto, chiedo venia. Che cosa è emerso? Il primo elemento proprio evidente, che appunto, come dicevo anche Claudio ha evidenziato, e che però è fondamentale per una rete, è quella di una mancanza di una coerenza sia transregionale che poi transfrontaliera. Quindi il tema è chiaro che le regioni pianificano il territorio all'interno del loro confine, ma per una rete è fondamentale avere il rapporto con quello che c'è intorno, perché altrimenti viene a mancare il tema della connettività. Quindi se lo posso garantire all'interno del mio territorio, diciamo, di amministrativo, è necessario che le reti abbiano questa attenzione. L'altro tema che in qualche modo anche l'architetto Gibelli ha evidenziato è questo tema di mancanza di una visione dinamica, cioè spesso la rete è una foto di quello che c'è, ma l'input che noi vorremmo dare attraverso anche degli esempi è che in realtà la rete dovrebbe contenere nella sua configurazione anche delle riflessioni su delle possibili configurazioni successive, attraverso anche la definizione degli scenari di trasformazione, perché i driver maggiori, che sono i cambiamenti climatici piuttosto che i cambiamenti d'uso del suolo, rappresentano e permettono di definire anche degli scenari di trasformazione ai quali le reti diciamo, devono poter dare per essere maggiormente incisive e efficaci, una risposta. Il tema appunto, dei ruoli dei diversi livelli amministrativi. Spesso quello che noi abbiamo rilevato è che le reti ecologiche alle scale sottordinate sono poco più che una fotocopia diciamo, di maggior dettaglio della rete sovraordinata, disegnata a livello sovraordinato. La riflessione che stiamo facendo è dell'attribuzione dei diversi ruoli, e in qualche modo le linee guida presentate dall'architetto Gibelli danno una
possibilità, no? Danno un'opzione. Il problema è che all'interno dei nostri processi di pianificazione come torna indietro, cioè se è un percorso che dall'altro va verso il basso, quindi diciamo che se dal livello regionale va verso il livello comunale, in realtà come il livello comunale poi informa nel suo livello di dettaglio il livello regionale e come il livello regionale poi diciamo riverifica l'efficacia della rete sulla base di quei nuovi input. Qui probabilmente sfondo una porta aperta, ma ecco il problema di parlare all'interno della stessa amministrazione. Abbiamo avuto anche grosse difficoltà a mettere intorno a un tavolo i funzionari della parte biodiversità con la parte pianificazione. E l'altro grande tema è il tema di come renderle maggiormente efficaci e cogenti. E questo è un tema che stiamo verificando anche con la collaborazione del MASE, che si sta, diciamo, indirizzando a lavorare appunto soprattutto sulla pianificazione paesaggistica e sull'inserimento della rete all'interno di questi strumenti. Quindi quali sono poi le tematiche emergenti su cui lavoreremo e che saranno inserite all'interno delle linee guida? Fondamentalmente, come è stato detto prima e come si evidenziava anche nel progetto Plan to Connect, la necessità di non vedere la rete come semplicemente un sistema al di fuori del contesto territoriale. L'integrazione con le altre tematiche è fondamentale ed è vincente, abbiamo visto, perché poi anche per la governance rappresenta un elemento di grande interesse. E il tema della resilienza territoriale, come ho detto, in riferimento a degli scenari di trasformazione, le reti ecologiche come fornitrici di benefici ecosistemici, e qui appunto diciamo ci troviamo perfettamente allineati con il lavoro fatto dalla Regione Veneto. Il tema del monitoraggio, cioè in qualche modo la necessità di prevedere all'interno diciamo, dei lavori della rete anche un monitoraggio attraverso l'individuazione di alcuni indicatori, la definizione di nuovi strumenti di governance e appunto poi la presentazione di Massimo Bastiani che partecipa a questo tavolo e darà degli approfondimenti molto importanti. Il tema della comunicazione e formazione a cui faceva riferimento anche l'architetto Gibelli e che formazione permanente anche dei funzionari, che rappresenta probabilmente una delle attività su cui ISPRA si concentrerà nei prossimi mesi, e il tema delle reti ecologiche che in relazione anche al tema del ripristino e della compensazione. Questo è un altro tema chiaramente molto attuale, considerando anche il nuovo regolamento ripristini, e quindi un input che noi intendiamo dare è quello proprio di traguardare anche la pianificazione delle reti, andando a individuare quelle che potrebbero essere, come faceva vedere anche l'architetto Gibelli precedentemente, delle aree da attenzionare e che se al momento non sono delle aree diciamo ad alto valore ambientale, sono delle aree fondamentali per il tema delle reti ecologiche e quindi necessarie di un ripristino. Qui semplicemente qualche dato su quello che vorremmo, diciamo, i primi contenuti di queste linee guida, sottolineando diciamo, la natura di cassetta degli attrezzi di questo documento. Scusate se sono stata un po' più lunga del previsto. Grazie mille. Grazie a te Serena, e mi è piaciuto molto diciamo, il confronto anche fra le regioni, tutto il lavoro che avete fatto su come ciascuna sta affrontando la pianificazione in materia di rete ecologica e in generale conoscere il lavoro che state portando avanti, quindi grazie per avercelo presentato. L'hai citata anche te tra le tematiche, diciamo, da integrare, anche la possibilità di farlo con nuovi strumenti di governance, e su questo coglierei la palla al balzo per lasciare la parola adesso all'architetto Massimo Bastiani, che è coordinatore del tavolo nazionale dei contratti di fiume dal 2007, e
in quanto esperto di governance partecipata e di gestione sostenibile delle risorse idriche, ci potrà illustrare quali sono gli strumenti di governance per facilitare la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture verdi e blu diciamo, nelle aree di connettività. E quindi non lo vedo però connesso con la fotocamera accesa, non so se c'è. Eccolo. Ci ok. sono, ci sono. Perfetto. Grazie Massimo, ti sentiamo e puoi presentare, ti lascio la parola. Siamo un 10 minuti in Ok, ritardo, grazie, quindi metto... come indicazione generale, se riuscite a recuperare qualche minuto, meglio. Condivisione? Sì, sì, vediamo. Ok. Posso cominciare, quindi è in Sì, sì, sì. condivisione. Prego, prego. Perfetto. Grazie. Molte grazie, molte grazie. Bene, io affronterò nel mio intervento, che tenterò di contenere temporalmente, come è stato richiesto, il tema degli strumenti di governance per la gestione appunto delle reti verdi, blu, ma come abbiamo sentito anche gialle, come ci segnali del territorio attraverso gli strumenti di governance. Innanzitutto vorrei introdurre il tema un po' dei contratti di fiume, alcune considerazioni. La prima che il World Economic Forum ha fatto un Global Risk Report nel 2023 e tra le persone appunto sentite venivano considerate nei prossimi 2 anni come un'emergenza gli aumenti dei costi dati dalla crisi anche ambientale. A 10 anni invece la preoccupazione è il fallimento delle politiche di mitigazione, politiche di adattamento e poi compaiono anche preoccupazioni che non c'erano a breve termine per la biodiversità e per la crisi delle risorse naturali. Quindi questi temi in realtà che sembrano a volte distanti dall'opinione pubblica, nel futuro poi diventano poi invece la sensazione appunto di emergenza. Come affrontarle? È evidente che sfide globali come quella della biodiversità, come quella dell'adattamento ai cambiamenti climatici, se vengono trattate solamente a livello di accordi difficili, altro a volte impossibili, nazionali e internazionali, rischiano di non trovare poi un loro sviluppo, una loro possibilità appunto di attuazione. Quindi è ovvio che ci vuole un passaggio necessario sui territori, cioè sulle queste realtà estremamente frammentate cercare in qualche modo di coinvolgere su queste tematiche direttamente quelle che vengono chiamate comunità di interesse, cioè i gruppi di persone che in una determinata area geografica possono condividere degli obiettivi comuni. È evidente che per creare una comunità di interesse oggi ci vogliono temi comuni. Ora, l'appartenenza alla realtà locale non è più un aspetto efficiente per creare una comunità di interesse, cioè una comunità locale può essere completamente dedicata per esempio a queste tematiche qui. Quindi bisogna guardare che queste comunità, queste nuove comunità, proprio le comunità in una nuova che è più aperta, che è una comunità cosmopolita, quindi vuol dire anche internazionale. Pensate al Basso Lazio, dove le comunità del Bangladesh coprono oltre il 20-30% della popolazione. Alla base della creazione di comunità c'è certamente la capacità di condividere conoscenze, quindi la ricerca scientifica, quindi capire che effettivamente sta succedendo in quel determinato territorio. C'è una bella esperienza, a parlare un po' subito di contratti di fiume, c'è una bella esperienza in Francia partita dagli anni '80. I contratti di fiume sono diventati uno strumento estremamente utile e qualificato per aumentare
la conoscenza e interesse delle comunità locali rispetto alle aree umide. Ora, questo era un tema che era dagli agricoltori, in parte francesi, era poco negli anni 70-80, di pochissimo interesse, anzi di grande fastidio, e nel tempo sono state create obiettivi di recupero, delle alterazioni presenti, definizione delle priorità e capacità di intervenire. Quindi alla base di progetti di comunità più in generale, ma nella creazione di una APS, la diagnostica partecipativa è sicuramente uno dei fulcri. A partire da questa esperienza, in Francia oggi ci sono 257 contratti di fiume che sono stati attivati, come vedete, nel sud del paese. Si è contribuiti in questo modo proprio a un cambio culturale, perché per creare appunto un interesse a livello di comunità, non solo di grandi accordi o di comunità scientifiche, che abbiamo visto purtroppo che non è sufficiente. Sappiamo quali sono i problemi, creiamo gli accordi, ma poi non riusciamo, stentiamo a calarli sui territori. Ecco, sicuramente da considerare questa inversione di rotta. Le nostre carte sono normalmente quelle che vediamo sulla sinistra, nelle quali sono indicate per lo più, specialmente le carte urbanistiche, sono indicate per lo più le aree costruite, insomma l'edificato. E tutto il territorio, che è la parte poi del territorio, viene poco considerato. Ecco, un altro aspetto introdotto dai contratti di fiume francesi, che possono essere utilizzati appunto per ragionare in termini di trame verde e blu del territorio, è la capacità di agire a livello locale con l'insieme di tanti piccoli interventi. Cioè, la logica è un po' quella con l'agistica, cioè non facciamo tutto subito, ma abbiamo un piano che è complessivo e lo attuiamo con le comunità locali alla scala, alla piccola scala, cioè mettendo insieme poi nel tempo e congiungendo e facendo poi azioni di sistema. Alcuni esempi: questo contratto, per esempio, della Brevent-Urdin, che ci racconta proprio, per esempio, un caso di rinaturalizzazione di un tratto fluviale, che era il non cambiamento, cioè l'assetto grigio di fiume, era difeso strenuamente dai pescatori, perché non avevano nessuno da cambiare, gli stava bene l'attività che fosse in questo modo, e quindi è stato piuttosto complesso. Il cambiamento ha consistito nel lavorare sulla diagnostica, sulla percezione delle problematiche che quel fiume aveva con il sistema appunto di arginature e col sistema di brizze in campo, e gli stessi sono poi diventati, e questo è un aspetto molto interessante, oltre ad aver contribuito alla realizzazione di rinaturalizzazione, sono diventati, e questo ripeto è l'aspetto più importante forse, i soggetti che appunto difendono quel difetto, cioè ne contribuiscono alla manutenzione, al monitoraggio, e ne danno appunto questo cambiamento. L'esperienza dei contratti di fiume francesi ha portato recentemente, dal 2018, a una transazione o un inserimento dei contratti dentro i contratti di transizione ecologica. Perché? Perché uno dei problemi che anche noi in Italia con i contratti di fiume è di avere risorse dedicate appunto per l'attuazione dei programmi d'azione. Ecco, i contratti di transizione ecologica sentono in qualche modo ai contratti di fiume anche di avere risorse da applicare all'interno delle progettualità che emergono dai programmi d'azione. Come vedete, ci sono dei blocchi di finanziamento importanti sull'acqua, sulla natura e sulla biodiversità, sulla agricoltura e l'alimentazione. Quindi questo ci dà la dimensione che un come il contratto di transizione ecologica, che è più economico, può in qualche modo dialogare con un aspetto, con
quello che è un contratto con gli aspetti più ambientali stessi. Questa logica l'abbiamo in qualche modo anche sposata in Italia. Ci sono due esperienze che vi segnalo. Santi, io li definisco come di transizione ecologica, anche se in realtà non esiste questa dizione da noi, però per esempio il caso dell'Adda, si è un contratto di fiume, è diventata una green community che in qualche modo tutto questo ed è diventata poi una comunità energetica rinnovabile, cioè che il commento delle comunità locali si può articolare appunto all'interno di un sistema anche di risorse finanziarie fisse. Stessa cosa ve la segnalo per le Marche, nell'Unione Montana dei Monti Azzurri, dove anche qui si parte con la strategia in realtà del creativo, quindi un territorio che parte dalla rivalorizzazione dell'ambiente e della natura per rilanciare il territorio del terremoto, una green community, poi diventa un distretto agricolo, eccetera, eccetera. Cioè lo strumento diciamo economico-finanziario della transizione ecologica supporta poi il cambiamento complessivo del territorio. Adesso siamo in Italia con i contratti di fiume, il tavolo esiste dal 2007, abbiamo fatto 12 incontri nazionali ad oggi, creando una comunità di pratica e apprendimento. Segnalo che il prossimo incontro nazionale sarà il 13° incontro del tavolo nazionale L'Aquila, a quest'anno tra il 20 e il 21 novembre, al quale invito caldamente tutti i partecipanti, perché sarà un'occasione anche per capire non solo quali strumenti finanziari potranno supportare nel futuro, ma anche, visto che ci sono risoluzioni alla Camera dei Deputati sui contratti di fiume, anche capire quale potrà essere l'assetto politico nei prossimi anni che sosterrà i contratti di fiume. Dicevo, ci sono circa 200 contratti di fiume attivati, 90 sottoscritti, sono 5 che vedete riguardano le aree umide, quindi in un'accezione abbastanza diciamo variata di quelle contrattuali, aree umide, di costa, di falda, eccetera. Nello specifico delle aree umide sono 5. Quei contratti di area umida sono però particolarmente attivi, ci sono tantissimi progetti Interreg in cui l'Italia ha un grande ruolo, che ruotano intorno ai contratti di area umida. Per quanto riguarda l'energia blu, il ruolo dei CDF è abbastanza evidente. Questo è il bacino distrettuale del Po, nel quale in verde vedete tutti quelli che sono i contratti di fiume che sono stati attivati. Per cui nell'ambito di questa mappatura è già abbastanza evidente come in un complesso come quello del bacino distrettuale del i contratti dovrebbero dare appunto un impulso proprio alla trattazione di questo argomento. Stesso ragionamento avviene per il patto dell'Arno in Toscana, dove i contratti di fiume si stanno mettendo insieme per costruire proprio quello che è stato definito come un patto per l'Arno della sorgente, cioè è un contratto dei contratti coordinato dall'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale e in collaborazione con i consorzi di bonifica competenti, appunto, che coordinano i 3 tratti viali. Stesso ragionamento si è tentato di fare in Umbria con appunto la ridefinizione di un di fiume che poi è rimasto purtroppo a livello di master plan, però anche qui erano stati analizzati dei tratti nei quali venivano rilette la rete ecologica, i tratti fluviali, gli spazi aperti e il fiume, per ricreare appunto delle connessioni che potevano diventare appunto un'azione di sistema all'interno del contratti del Tevere. Ecco, venivano proposte
però anche diciamo di dettaglio, nel quale venivano ricostruite appunto delle trame storiche, per esempio di piantate storiche, di connessioni che si erano perse appunto con col consolidamento delle aree produttive e residenziali. Stessa cosa possiamo dirla per la Puglia, nel Creale, dove, come vedete, sono stati previsti interventi di potenziamento dei corridoi ecologici multifunzionali, conservazione e sviluppo habitat esistenti. Stessa cosa avviene anche per il cerchio, dove con la stessa metodica, che è quella di frammentare, rileggere le diverse componenti del territorio per portare delle progettualità anche ad una microscala, quindi le superfici urbanizzate, le aree agricole, le foreste, le aree seminaturali e gli spazi dedicati al... interessante vedere che questo progetto, nel contratto di Fiume del Cerchio, sono previsti degli interventi che coinvolgono gli agricoltori come custodi del territorio, che contribuiscono a regare appunto questi sistemi di connessione. Parlavo prima degli interventi in altri progetti come questo Interreg. Vi segnalo Costras, che è un progetto che per l'Italia si muove nel sud del Lazio. Qui c'è una bella connessione con l'esperienza che vi citavo del cerchio e delle comunità che si muovono in questi progetti, perché si stanno sviluppando lì interventi e azioni di custodia, di stewardship, come esito appunto del contratto, in questo caso di costa e di area umida, cioè la possibilità appunto che le comunità locali possano essere anche a una scala appunto di microinterventi per custodia e funzione del territorio. Consideriamo che i contratti di fiume è quello che è presente insomma in tutte le azioni istituzionali che stiamo facendo in questo periodo. Vi segnalo per esempio l'attivazione dell'Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume presso il Ministero dell'Ambiente, che mi auguro, insieme alle risoluzioni presentate appunto a Camera e Senato, possano in qualche modo anche incidere concretamente. Tra queste, diciamo, tra queste prospezioni che stiamo portando avanti c'è quella di un inserimento dei conti di fiume come ambiti pilota, come ambiti di sperimentazione per l'attuazione della legge sul ripristino della natura. Anche perché, come ho tentato appunto in poche parole di introdurvi, i contratti di fiume possono dare questa doppia alterità, cioè sia una concertazione come quella appunto di cui parlava la Serena D'Ambrogi, complessa, sicuramente molto complessa, tra attori istituzionali, ma poi l'altro che può manifestarsi tra attori istituzionali e comunità locali, elezione di comunità no? Di cui parlavo, di interesse di cui parlavo prima. Ecco, vado rapidamente alle conclusioni. Quindi abbiamo davanti una serie di sfide. Sicuramente riportare gli interventi strutturali e di ripristino ad una scala locale, ma con divisione attiva delle comunità, non coinvolgerle direttamente, ma Contagiume e altre forme di progetti di comunità ci danno in qualche modo delle indicazioni dove andare e su come fare. Collegare le azioni di stewardship, come vi dicevo appunto, alle misure e ai progetti di adattamento. La Commissione europea da anni ci dice che un buon intervento è un intervento non che spende bene i soldi, ma è un intervento che dà valore all'investimento. Cioè, se io investo un euro, un buon intervento è quello che mi crea
2 euro interventi di progettazione, di protezione della natura, o 3 o 4. Cioè, dobbiamo considerare che le fondi pubblici, la sfida è che i fondi pubblici siano l'innesco anche per interventi più ampi. Creare un buon coordinamento tra le parti interessate, quindi non solo attori istituzionali, ma anche appunto attori o competenze all'interno delle comunità. Le barriere sono una diffidenza, possiamo dire così, con questi strumenti di progetto di comunità, è evidente, non lo nego, che tolgano potere a alcuni passaggi istituzionali che in qualche modo devono spiegare e devono confrontarsi con le comunità locali. Nonostante tutto, che alla scala piccola, alla scala dei comuni, molto spesso c'è una difficoltà in questo senso. Affrontare il tema della frammentazione amministrativa, a chi spetta tutto questo? Eh, Qual è l'articolazione che lega le azioni del Ministero dell'Ambiente o le azioni di ISPRA all'agricoltore o al portatore di interesse locale? Qual è la filiera che ci sta in mezzo? Come si consolida questa filiera? Come si rende realmente operativa? Perché senza questa, ripeto, i dati purtroppo saranno sempre abbastanza. La difficoltà di dialogare con gli enti sovralocali, a volte con le autorità regionali. Le autorità di bacino, devo dire, distrettuali in questa partita hanno assunto, anche grazie al Ministero dell'Ambiente, hanno assunto un ruolo importante. Ora, a volte le difficoltà sono più con le autorità regionali. Una frammentazione poi degli interessi economici, nel caso per esempio dei contratti di posta c'è tutta la partita della concessione dei mari, per esempio, no? Quindi tutto è detto sulla frammentazione delle proprietà, in particolare per l'avvio dei contratti di costa, questo è un limite significativo, ma lo stesso lo possiamo trovare, per esempio, anche in tanti tratti fluviali. Ecco, per concludere, io rilevo, ecco, volentieri ho partecipato a questa giornata. Rilancio la possibilità che i progetti di comunità, e nello specifico i contratti di fiume, devono essere ulteriormente sviluppati, insomma, superando le diffidenze in qualche modo, perché sono una delle ultime possibilità, permettetemi di dirlo, di collegare le politiche complesse, che saranno sempre più complesse, come quello di adattamento sulla biodiversità o sull'acqua in generale o sul rischio, alla gestione di queste tematiche a una scala più minuta, a una scala locale. Ora, se vogliamo avere delle comunità attive, dobbiamo muoverci in questa direzione, dobbiamo scegliere. Siamo ancora in grado di fare politiche solo top-down, cioè ho le risorse e le spendo, oppure dobbiamo affrontare un futuro un po' più complesso? Io, da parte mia e da parte della Nazionale Tratti di Fiume, ci siamo collocati in questo secondo file, in questa seconda dimensione. Grazie, attenzione. Grazie a te Massimo anche per la presa di posizione, scelta, non so, rispetto a quest'ultima cosa che hai detto e grazie a questa presentazione dove abbiamo visto come le azioni di governance dal basso possono andare di pari passo, se non addirittura supportare le pianificazioni e al tempo stesso essere anche degli importanti bacini che mettono insieme territori e stakeholder per l'implementazione di infrastrutture verdi e blu, che è il tema della giornata di oggi, e anche in osservazione della legge sul ripristino della natura. Hai parlato anche di agricoltori custodi, di azioni di stewardship e volevamo adesso spostarci con l'ultimo intervento e chiedo a Massimo se gentilmente può interrompere la condivisione dello schermo. Perfetto. E allora, dicevo,
agricoltori custodi e ci spostiamo sul settore agricolo con Lorenzo Furlan, che è direttore della direzione innovazione e sperimentazione di Veneto Agricoltura e che ci parlerà di quali pratiche possono essere implementate nel settore agricolo per diciamo, facilitare la connettività e in qualche modo mettere a terra i concetti di connettività, di connessione ecologica propri della pianificazione. Lorenzo, quindi ti lascio la Grazie parola. Giacomo, buongiorno a tutti. Vedete lo schermo? Lo vediamo, dico anche a te che siamo in ritardo di un quarto d'ora, quindi se riesci a Quindi io recuperare sono qualche... formalmente soppresso, Giacomo. Esatto, se riesci a Quindi, recuperare quindi qualche minuto mi è fermo meglio. qui, No, prego, vai avanti. vado avanti, cerco allora di stare nei 13 minuti. Tu all'11° minuto cominci a darmi le bacchettate. Bene. Allora, salutati tutti. Oggi cercherò di dare risposta a questa domanda generale. Possono le aree coltivate essere componente positiva delle reti ecologiche e quindi prendere un buon punteggio dall'architetto Gibelli nei suoi poligoni? Io ho trovato oggi un motivo di sopravvivenza oltre la mia pensione è lavorare per prendere punteggi positivi dall'architetto Gibelli nella mia opera che adesso vi descrivo. Allora, innanzitutto, per dare risposta a questo quesito generale, dobbiamo pensare che il nostro territorio, almeno in pianura, è per oltre il 60% superficie coltivata. E quindi, se non vogliamo far sì che i corridoi ecologici siano percorsi in campi minati, non possiamo che far sì che l'agricoltura sia sostenibile e conservatrice, promotrice della biodiversità. E io cercherò di dimostrarvi che questo non può che essere il futuro. Quindi dobbiamo parlare innanzitutto di connettività interna alle aziende agricole e alle reti e alle zone di alto pregio naturalistico e di connettività verso l'esterno delle aree coltivate. Questo comprende tutta la casistica, salvo il giovane cervello di Giacomo abbia altre alternative. Quindi i casi, seguendo questo approccio, sono due fondamentalmente. La gestione agricola in aree Natura 2000 o comunque ad alto valore naturalistico, come prima definito, oppure la gestione agricola tra le aree rete Natura 2000, comunque alto valore naturalistico, e quindi i percorsi tra tutte queste aree che attraversano per forza di cosa principalmente delle aree coltivate, quindi agricole. È una questione fisica. Allora, la gestione, e quindi affrontiamo come primo caso di specie la gestione agricola in aree rette Natura 2000 o ad alto valore o comunque ad alto valore naturalistico. Innanzitutto, voi trovate già il lavoro fatto. Noi abbiamo pubblicato le linee guida delle buone buone pratiche per la compatibilità tra agricoltura e apicoltura, che vuol dire indirettamente buone pratiche per trattare bene la biodiversità in senso più generale, con particolare riferimento a Rete Natura 2000. E quindi io vi lascio anche il link, potete scaricarvele e vedere, secondo la nostra visione, quello che si potrebbe già fare da molti anni e quello che si può fare oggi e quello che si può fare in futuro ancora meglio. La versione aggiornata di queste buone pratiche è in predisposizione e sarà pubblicata all'interno del progetto di capitalizzazione del progetto Interreg Biodiversity che si chiama B2Gether, B2 numero Gether, conterrà la versione aggiornata delle buone pratiche. Quindi le lascio alla vostra valutazione, vi dirò comunque qualcosa nel poco tempo a disposizione. Innanzitutto, nelle aree, siamo nel caso agricoltura all'interno delle aree Rete Natura 2000 di buon valore naturalistico,
Innanzitutto dobbiamo garantire le condizioni ambientali di paesaggio necessarie alle specie chiave. Evitare e ridurre l'impatto sulla biodiversità delle pratiche agricole, utilizzandole anche per favorirla in realtà, perché è possibile favorirla. Con particolare attenzione agli insetticidi per motivi che non ho il tempo di spiegare, ma che sono anche intuitivi, perché noi siamo animali, siamo quindi di più direttamente esposti agli insetticidi, ma anche perché le catene all'interno di molti siti rete Natura 2000 ha come punto chiave gli insetti che poi vengono, di cui si alimentano poi gli uccelli, e tutta la catena è assolutamente legata a questa componente faunistica che deve essere appunto preservata per avere il mantenimento generale della biodiversità. E la riduzione del rischio di contatto con prodotti chimici di sintesi generali considerati possono determinare il rischio per l'uomo, perché le aziende rete Natura 2000, anche la parte agricola delle aree rete Natura 2000 è molto visitata dall'uomo, e quindi noi abbiamo il dovere interesse di evitare che ci possano essere contatti, sia una probabilità elevata di contatti con sostanze che possono avere profili di pericolosità. Ecco, questo in generale. Allora, si può fare questo? Nelle linee guida che vi ho citato prima vi è spiegato come fare questo. È già possibile. Già dal gennaio 2014 dovrei dirvi sarebbe obbligatorio. Non sembrerebbe, ma sarebbe obbligatorio. E ci sarebbero anche i piani di gestione delle zone rete Natura 2000, che per esempio nel nostro amato Veneto sono state fatte da Veneto Agricoltura e mai approvate. Non vi dico perché non sono mai state approvate, lo lascio alle vostre considerazioni. A Valle Vecchia noi abbiamo proprio il caso unico al mondo, secondo noi, di un'agricoltura che è a stretto contatto continuamente con habitat di alto valore naturalistico, dalle zone umide ai boschi, alle zone di agroforestazione naturale, alle zone di fitodepurazione, bacini ad alta salinità, zone umide ad alta salinità, bassa salinità, e quindi una densità, diciamo noi, di biodiversità molto alta. Valle Vecchia è quasi tutta o SIC, sito di importanza comunitaria, o zona di protezione speciale per gli uccelli. Ha quindi molto dentro di valore naturalistico, e ogni giorno facendo agricoltura noi potremmo metterlo in pericolo, ma non lo facciamo applicando un'agricoltura sostenibile. Questo è alcuni numeri. Valle Vecchia per esempio ha oltre il 50% delle specie di uccelli della lista nazionale. Se uno si mette la tenda a gennaio a Valle Vecchia e ha pazienza di arrivare fino a dicembre, si può osservare oltre il 50% delle specie tra le migranti, quelle stanziali, eccetera. Dentro questo, abbiamo detto, c'è tutta questa agricoltura che ha come specie chiave una specie legata all'agricoltura in realtà, che sono le oche grigie. Le oche grigie hanno bisogno degli aeroporti per atterrare quando arrivano in migrazione, e noi nelle rotazioni agricole programmiamo che ci siano in aree abbastanza protette superfici a cereali autunno-vernini o erbai autunno, comunque colture autunno-vernine, che consentono le piste di atterraggio per le oche e dopo la loro pasturazione, eccetera, eccetera. Quindi un'agricoltura tecnologicamente avanzata che produce reddito, che comunque è strutturata per accogliere questa biodiversità a partire dalla specie chiave della ZPS. E quello che cerchiamo di fare con le sperimentazioni è dimostrare come le attenzioni per la biodiversità possono consentire le produzioni agricole a parità di risultato produttivo, ma senza impattare negativamente appunto sulla biodiversità. Qua vedete come, per esempio, sugli insetticidi, che abbiamo detto essere un elemento chiave nella conservazione della biodiversità, noi abbiamo specie di insetti, di lepidotteri principalmente, descritte solo a Valle Vecchia, quindi abbiamo una responsabilità anche particolarmente elevata nell'habitat delle dune grigie
abbiamo moltissime specie che sono, diciamo, in pericolo e quindi sentiamo molto questa responsabilità. Vedete, nelle aziende pilota di Veneto Agricoltura, che non solo Valle Vecchia, che è quella vicino al mare a destra, al lato destro della slide, abbiamo altre 3 aziende pilota. Complessivamente, nell'arco di 16 anni, dal 2009 al 2024, aggiorneremo col 2025, noi non abbiamo utilizzato, applicando la difesa integrata e a parità di risultati produttivi, non abbiamo applicato nessun insetticida chimico di sintesi. Quindi non abbiamo impattato nelle prime fasi di sviluppo. Per chi ha i capelli bianchi come me, certamente può ricordare la vicenda dei neonicotinoidi, trattamenti alla semina del mais che hanno causato mortalità nelle colonie di api e molto molto altro. Ecco, noi non facendo nessuno di questi trattamenti, né seme conciato con insetticidi alla semina, né microgranulari insetticidi alla semina, riusciamo ad avere dei buoni investimenti di mais lo stesso e quindi di produrre nei limiti di quello che le condizioni pedoclimatiche ci consentono, senza applicare insetticidi chimici di sintesi. Successivamente anche non sostituiamo quando dobbiamo fare per esempio protezione del mais contro la piralide, se è necessario, sempre applicando i principi della difesa integrata, utilizziamo il BT e non usiamo l'insetticida chimico di sintesi, insomma riusciamo ad essere insecticide free a parità di risultati tecnici produttivi. Lorenzo, mi hai chiesto di informarti quando eri all'11. Sono già 11 minuti. Quindi siamo a 11. Allora te me da 15 a questo punto, quello che meritavo. Vai, Ok. vai. Grazie. Allora passo all'argomento numero 2, la gestione agricola tra aree rete Natura 2000 e comunque ad alto valore naturalistico. E qui partiamo dal concetto che possiamo rendere l'agricoltura tra i seti di pregio, tra i seti di alto valore, assolutamente ospitale per il corridoio ecologico. Perché diciamo, il processo agricolo attuale è convenzionale. Convenzionale è non sostenibile, è poco sostenibile, perché non mantiene il potenziale produttivo, diminuiscono. Questa è la mappa del nostro Veneto, dove vedete i contenuti di sostanza organica stanno scendendo e continuamente scendono, siamo sotto l'1,5, l'1%. E quindi è necessario cambiare. Prendiamo il carbonio perché è un elemento fondamentale per i processi del terreno e quindi è un indice che la scienza ha individuato come buono per definire lo stato di salute del terreno. Abbiamo anche individuato dei processi per contrastare questa perdita di sostanza organica e rendere sostenibile l'agricoltura. Facendo cosa? Pratiche agricole che portano al contenimento e all'azzeramento delle perdite di carbonio e che favoriscono invece il suo incorporamento. Pratiche che sono basate sulla tecnologia che oggi può aiutarci moltissimo, quella dell'agricoltura di precisione, le rotazioni e gli avvicentamenti adatti, la difesa integrata avanzata, vera, agricoltura conservativa flessibile con le colture di copertura, quindi la copertura continua del terreno e i modelli previsionali. Per accelerare il ritorno della sostanza organica del terreno fino ai punti di equilibrio, poi possiamo aggiungere a quel pacchetto agroforestazione e apporti di amendanti organici di qualità come il letame, il compost e altre soluzioni che sono allo studio. Quindi possiamo oggi fare e dovremo fare per rendere sostenibile un processo sostenibile viene a cessare e viene a perire anche colui che dipende da quel processo, quindi noi. Evitando di impattare quindi negativamente sulla biodiversità, è un interesse dell'agricoltura del futuro per sopravvivere, proprio l'esistenza stessa, favorendo la produzione di biomassa tutto l'anno nella parte ipogea ed epigea del terreno coltivato. Abbiamo per questo motivo, per far vedere i pro e i contro di questo nuovo approccio e per metterlo a punto sempre meglio in un laboratorio a cielo aperto
aperto a tutti i ricercatori del mondo che vogliono contribuire a diventare sempre più performanti. Abbiamo diviso l'azienda in zone omogenee, ciascuna zona omogenea ospita l'agricoltura del futuro sostenibile, che noi abbiamo chiamato conservativa, flessibile e olistica, e l'agricoltura convenzionale. Quindi l'agricoltura sostenibile basata su quello che vi ho detto prima. Qua c'è una definizione tecnica proprio per evitare di essere ambigui. Queste sono le cose che si dovrebbero fare per fare un pacchetto veramente sostenibile in sinergia. Non si può farne una e una con effetto contrario. Dobbiamo fare un pacchetto in cui tutte le pratiche agricole sono sostenibili e sinergiche tra loro. Questa è la descrizione su cui non perdo tempo, se no Giacomo mi licenzia. E dentro questo pacchetto c'è la rotazione che favorisce la biodiversità e favorisce i corridoi ecologici, culture in cui prevedo, pianifico sia nelle culture principali, ad esempio la colza, le fioriture, ma anche nelle culture di copertura per tutto l'arco dell'anno. Faccio agricoltura sostenibile che diventa più sostenibile e più redditizia e allo stesso tempo mantengo e faccio produrre come elemento aggiuntivo della PLV le api e al contempo tutti i pronomi, favorisco tutti i pronomi e tutta la biodiversità in un corridoio ecologico. La confronto con un pacchetto convenzionale che fa ovviamente delle cose diverse che abbiamo già visto non essere sostenibili. Ci sono tutta una serie di parametri di valutazione di queste pratiche che lascerò poi nella presentazione, quindi potrete commentare e fare osservazioni su quello che veniva. Noi siamo aperti a qualsiasi suggerimento, l'azienda è aperta, noi chiamiamo azienda aperta per protocolli aperti, potete entrarci quando volete. Questo protocollo sperimentale è il frutto dei risultati scientifici disponibili ad oggi e della nostra ricerca. Anche noi nel nostro piccolo ci sono pubblicazioni dove si fa vedere come parti di questo pacchetto sono già state sperimentate e hanno prodotto risultati positivi o con problematiche per cui poi abbiamo trovato soluzioni, come possono essere convenienti. Come vedete qua che il convenzionale di riferimento nella sperimentazione del progetto Life Agricare ha avuto un reddito lordo medio del tutto paragonabile a quello che abbiamo ottenuto con la minima variazione, cioè con un pacchetto che non aveva tutti i fattori che vi ho fatto vedere prima, ma una parte significativa, e siamo riusciti a produrre livelli di sostanza secca simili e anche un reddito lordo medio simile. Subito, dopo poco, quando si passa a un'agricoltura sostenibile, la biodiversità aumenta e diventa corridoio. Quindi la biodiversità del terreno in primis, tra i cui indici ci sono le attività enzimatiche che, come vedete, significativamente sono aumentate. Qui lascerò nella presentazione una serie di pubblicazioni scientifiche che sostengono, diciamo, il pacchetto che vi ho descritto. Ovviamente non perdo tempo e vi lascio negli ultimi 30 secondi, che certamente Giacomo mi concederà, se no non lo saluto più, è come stimare il valore naturalistico delle aree in tempo reale. E abbiamo uno strumento che è oggetto anche del nuovo progetto Be Together, di cui vi ho accennato prima. L'arnia elettronica consente di misurare in tempo reale il peso dell'arnia, il numero dei voli, le temperature e con una web app, che è stato un altro risultato, un altro deliverable del nostro progetto Interreg, consente di controllare in tempo reale i parametri vitali di ciascun ambiente. Quindi io ve lo lancio come una possibilità di tenere sotto controllo le aree di alto valore naturalistico, le aree rete Natura 2000, consente l'app più l'arnia elettronica consentono questo monitoraggio continuo dell'ambiente, la sorveglianza, l'individuazione di problemi, di inquinamenti, di mortalità improvvise e consentono anche di fare dei confronti. Questa zona è veramente un corridoio ecologico? Se muoiono tutte le api probabilmente no, e così via. Quindi è uno strumento potente per poter misurare, perché spesso su questi argomenti si può chiacchierare molto, ma si misura sempre poco a mio giudizio. E quindi qua io ho una base un po' scientifica, diciamo, anzi sono uno scienziato, almeno spero di esserlo, e quindi se non misuro e se non produco dei protocolli
efficaci e riproducibili nel tempo e nello spazio, ritengo che non stiamo combinando niente. Vi saluto e vi ringrazio e resto a disposizione per eventuali domande. Grazie a te Lorenzo. Volevo rassicurarti sul fatto che saluto tutti e soprattutto non licenzio nessuno e, e la tua presentazione è stata molto interessante, quindi motivo in più per averti Grazie concesso Giacomo, tutti i lascio a te minuti il di mio cui hai avuto testimone. bisogno. Va bene. No, quindi interessante anche perché hai messo in chiaro, dal mio punto di vista, almeno che di ascoltatore, che il concetto agricolo tradizionale non è propriamente sostenibile o compatibile con le pianificazioni, insomma, di cui abbiamo parlato fino adesso, e presentato, illustrato delle pratiche alternative, ma che a confronto con quelle tradizionali possono essere del tutto funzionali e migliori. Ok, allora ti chiederei gentilmente, Lorenzo, se puoi interrompere la Interrompo, presentazione ok. e darei la parola a Francesca, perché ho visto che è arrivata qualche domanda in chat, quindi mi spengo. Corretto, grazie Giacomo. Sono arrivate 2 domande in chat, una per Serena D'Ambrogi, una per Lorenzo Furlan. Leggo la prima domanda per Serena. Chiedo se dopo la pubblicazione delle linee guida è prevista la realizzazione di un manuale che individui per le varie situazioni ambientali e gli interventi di ricostruzione, connessioni, anche le varie tipologie raccomandabili e modalità per la loro realizzazione. Sarebbe utile uno strumento che raccolga tutto questo per noi professionisti dell'ambiente e del paesaggio. Serena, a te la parola. Grazie. Sì, diciamo che l'appetito viene mangiando. In realtà ci sono una serie di attività successive alla predisposizione delle linee guida che diciamo stanno emergendo come di particolare interesse per il gruppo di lavoro, ma come leggo anche oltre. Come detto, una di queste è quella della formazione e comunicazione e un'altra quella di sicuramente scendere a un livello di dettaglio maggiore. Chiaro che questo, diciamo, comporta un impegno che al momento appunto non sappiamo quantificare. E volevo comunque, quindi sì, la risposta è sì, non saprei dire le tempistiche, comunque registro questo ulteriore, diciamo, sollecito a occuparci anche di questo tema, diciamo, di maggior dettaglio. Volevo comunque sottolineare che mi pare intorno ai 2000, tra il 2010 e il 2012-13 e ISPRA ha pubblicato una serie di lavori legati ad attività più di dettaglio diciamo, sulla deframmentazione. Non sono, diciamo, proprio dei manuali, ma sono delle riflessioni un po' più ampie, anche legate a interventi di ingegneria naturalistica, quindi mi pare che si chiamino linee guida per adesso posso mettere il link e lo troverò, e magari lì questo può essere già un primo strumento, è un po' datato, però possono essere delle indicazioni. Comunque sì, diciamo, abbiamo in idea di proseguire il lavoro anche con delle indicazioni di maggior dettaglio. Capisco, come architetto paesaggista, capisco l'esigenza di avere dei riferimenti, diciamo, condivisi. Grazie della domanda. Grazie a te della risposta. E una domanda invece per Lorenzo Furlan. Rispetto alle buone pratiche che illustravi condotte nelle aziende sperimentali, qual è la situazione anche in termini di adesione da parte delle aziende agricole nel Veneto? Lorenzo, a te la parola.
La domanda è spinosa. Allora, io devo dire che sono un fallito, perché noi è certificato dai dati delle statistiche che facciamo. La difesa integrata dovrebbe essere obbligatoria dal 1° gennaio 2014, ma i principi, diciamo, l'applicazione dei principi della difesa integrata, prevenzione, monitoraggio, confronto con una soglia, sostituzione con alternative non chimiche di sintesi, eccetera, eccetera, dovrebbe essere obbligatoria dal 1° gennaio 2014. Ecco, noi produciamo un bollettino, si chiama Bollettino Colture Erbacee, principalmente a livello regionale è riferimento, e diamo una serie di indicazioni e non solo, mettiamo i target della difesa integrata. Applicare la difesa integrata, per esempio la prevenzione e rotazione, porta a utilizzo zero di insetticidi chimici di sintesi per alcune culture, per alcune problematiche, eccetera. Ecco, quanto questo è applicato, diciamo che dai dati che stiamo raccogliendo, una percentuale bassa. Noi diciamo siamo un gruppetto di vecchietti pieni di buona volontà, ormai in fase di dismissione, che raggiungono, diciamo, livelli di incidenza di qualche punto percentuale. Ecco, la nostra capacità di incidere e far, diciamo, raggiungere i target della difesa integrata in base al risk assessment e alle possibilità che, diciamo, oggi ci sono per fare difesa integrata è abbastanza modesta. Non è zero, ma vi faccio un esempio: rispetto all'uso di insetticidi, il rischio alla semina del mais, per esempio, il target da un risk assessment che noi abbiamo fatto su oltre 35 anni è target di trattamento inferiore al 5%. Per una serie, adesso non ho il tempo di spiegarvi tutti i dettagli di questo. Ecco, in una recentissima, diciamo, stima del consumo di insetticidi alla semina, arriviamo a livelli che sono tra il 60 e il 70%, che certifica in modo inequivocabile il nostro totale fallimento. Quindi le mie dimissioni sono sul tavolo, e lascio a Giacomo che la giovane generazione procedere. Benissimo, e con questa nota forse non incoraggiantissima, però con questo augurio per le nuove generazioni, io rilascio la parola a Giacomo per avviarci verso la chiusura dei lavori. Grazie mille. Ottimo, allora condivido lo schermo per l'ultima volta e vi invito a tornare qui, quindi su Mentimeter come prima potete collegarvi al sito e inserire il codice oppure inquadrare il QR che forse è più pratico, e premete il pollice quando ci siete, così vediamo chi effettivamente c'è, sta connettendo. Diamo qualche secondo. Hai mandato, ok, Francesca ha mandato anche in chat le informazioni. 25, 8, per qualche secondino. Direi che possiamo andare intanto alla prima domanda, ma poi potete continuare a connettervi. Allora, vi chiediamo, sono stati presentati vari argomenti, sia nella prima parte della mattinata su più propri del progetto Plan to Connect e diciamo argomenti sinergici nella seconda metà della mattinata. Vi chiediamo quale vi ha colpito maggiormente. Linee guida ok, però magari specificateci anche quali, perché ne sono state varie. L'intervento del dottor Furlan è stato particolarmente apprezzato, vedo anche. Progetto Plan to Connect e stima del valore naturalistico, il primo intervento. In realtà tutti, perché sono tutte questioni interconnesse, tutti quanti, linee guida presentate da Gioia Gibelli. L'ultimo intervento anche per disillusione personale anagrafica, ok? Programmazione su più livelli, l'integrazione delle varie definizioni del PTRC e PTCP,
per creare una mappa unica della rete ecologica regionale. Intervento Furlan, intervento Gibelli. Ok, qua in realtà volevamo chiedervi, no, proprio eravamo più curiosi più che altro. Grazie per le vostre risposte. Molti, giustamente, l'intervento di Gioia Gibelli ha occupato una buona parte della mattinata ed è stato, diciamo, è colpito o interessato molti, quindi bene così. Andiamo avanti con le slide. Allora, vi chiediamo, in una scala da 1 a 5, come valutereste questo evento dal punto di vista dell'interesse generale e dell'utilità per il tuo lavoro? Questa è una domanda che spesso facciamo al termine degli eventi che organizziamo. Vedete anche la distribuzione delle risposte in questo, nella slide che sto presentando, non nel vostro telefono, chiaramente. Quindi molto interessante dal punto di vista generale, insomma, da parte di chi ha partecipato, un po' meno utile, ma comunque direi mediamente utile per chi partecipava da addetto ai lavori e quindi ci fa piacere, insomma, che ci siano dei punteggi mediamente alti. Ok. Allora, rispetto invece alle aspettative che avete indicato inizialmente, quanto siete d'accordo con questa frase? I contenuti presentati durante l'evento erano in linea con le mie aspettative, cioè vi aspettavate la presentazione di questi contenuti quando avete, diciamo, siete iscritti all'evento, dalle presentazioni, dal Save the Date, locandine, eccetera, oppure vi aspettavate altri contenuti? Vedo che la maggior parte di voi sono d'accordo, quindi ci fa piacere. C'è qualcuno anche in disaccordo e vedremo di lavorare per rendere più chiare gli obiettivi degli eventi per le prossime volte. Magari ce lo potete dire anche in questa slide qua, cioè avete qualche consiglio per migliorare i nostri webinar. Premettiamo che ci sono arrivate anche personalmente in chat diverse, diciamo, considerazioni rispetto al riconoscimento dei crediti solo per i dipendenti regionali, non per tutti, e alla mancata opportunità di rilascio dei certificati di, diciamo, di presenza per chi ne facesse richiesta. Quindi questo è sicuramente una cosa che abbiamo già registrato, ma se volete lo stesso metterla qua, così resta poi nelle risposte, meglio. Allora, più spazio agli interventi, ok? Quindi immagino meno agli interventi delle domande o agli interventi, no, forse dei relatori, quindi meno spazio a queste sessioni partecipative, immagino. Lasciare un po' più spazio alle domande, soprattutto dopo i singoli interventi. Qua li abbiamo raggruppate perché di interventi ce n'erano tanti, però rispetto ai webinar abbiamo comunque aggiunto le domande perché nei webinar organizzati a maggio molti di voi ci hanno detto ci aspettavamo lo spazio per le domande, quindi qua l'abbiamo previsto. Più casi pratici, preferirei più esempi tecnici applicativi da parte dei relatori. Non saprei, l'ho trovato interessante e ben organizzato, magari una relazione in meno e un po' di interazione in più, ok? Quindi apprezzate anche questi momenti. Casi pratici, c'è una richiesta generale di concretezza in quello che viene presentato. Inviare prima un glossario dei termini, magari più tecnici. Questo è molto interessante, non ce l'aveva mai proposto nessuno. Maggiore spazio al confronto, possibilità dal vivo, più casi pratici ancora, rilascio attestati, grazie per averlo inserito qua così ci resta. Prevedere un momento di dibattito e confronto, tipo tavola rotonda o quant'altro, qui non l'abbiamo fatto, però possiamo anche pensarlo per le prossime volte. Qualche intervento in meno con maggiore tempo a disposizione. Ok, in effetti c'era una scaletta molto densa, io mi chiedo scusa se ho tampinato i relatori, ma era il mio compito e era interessante ascoltare ciascuno di loro. Va bene,
Fornire un elenco dei relatori e numeri per contatti. Ok, questo ve lo forniamo, diciamo, alla fine dell'evento. Vi manderemo nel giro di qualche giorno, subito, registrazione e slide con al termine cioè nelle copertine delle slide dovrebbero esserci anche i contatti dei relatori, quindi se no li aggiungiamo. Il rilascio delle slide sarà fatto, fornire slide e materiali aggiuntivi, ok. Rispetto ai materiali aggiuntivi, segnalo che è presente sulla pagina del progetto Plan to Connect degli eventi, che credo sia ospitata dal sito di Regione Veneto proprio, già la formazione che avevamo fatto a maggio, quindi erano 2 webinar, trovate lì tutti i contenuti e c'erano dei materiali aggiuntivi, c'era anche un policy brief che non riguarda le linee guida, ma che riguardava altro. Però era comunque un materiale interessante e che magari forse Francesca, se riesce a recuperarlo, poi può metterlo anche in chat adesso. Allora, vi ringrazio. Qua io... sì, ho finito, confermo. E interrompo la condivisione per tornare da voi. A questo punto forse lascerei la parola a Claudio Perin di Regione per chiudere i lavori. Io da parte mia e di Francesca vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima occasione, magari riuscendo a integrare anche molti dei consigli che ci avete lasciato gentilmente adesso per migliorare i prossimi eventi. Grazie. Grazie Giacomo. E naturalmente un ringraziamento anche da parte nostra, mia e di Claudio Chiapparini, a tutti i relatori e appunto a chi ha avuto anche l'interesse e la pazienza di seguirci fino adesso. Dobbiamo poi fare una serie di ringraziamenti a chi ha partecipato a questo progetto insieme a noi, ci ha accompagnato in questo percorso. In primo luogo direi il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale che per quanto riguarda l'attività che abbiamo svolto in area pilota ci ha accompagnato fin dai tempi del progetto che aveva dato vita al contratto di area umida del sistema della Laguna di Cava. Quindi tutti i colleghi funzionari del Consorzio, Marco Abordi che ha collaborato in questo progetto e ha facilitato le attività in area pilota, e Veneto Agricoltura, oltre a Lorenzo, anche l'azienda agricola che ci ha ospitato per alcune iniziative di progetto, tutti i colleghi delle direzioni, le nostre direzioni regionali che si sono dimostrati molto interessati a questi temi, molto attivi, in particolare appunto i colleghi di Malattie Rete Natura 2000 e quelli di valutazione ambientale, delle valutazioni ambientali. Ci hanno affiancato un po' tutti. Poi non voglio dimenticare le province, perché la legge regionale 11 va ricordato che ha affidato alle province, città metropolitana, diciamo, il compito di approfondire e disegnare la rete ecologica all'interno dei loro strumenti di pianificazione territoriale, hanno partecipato a queste nostre iniziative. Non avrei altro da dire se non anche Serena Disma, naturalmente, tutti i relatori. E ecco, vorrei dire questo, che tutti questi materiali verranno pubblicati come Giacomo nel nostro sito. Lì troverete anche appunto i precedenti webinar, in programma prima della fine del progetto alcuni altri webinar di approfondimento su questi temi per rispondere a alcune sollecitazioni che abbiamo visto poco fa e inoltre per rispondere anche a una domanda che c'era stata fatta su alcune soluzioni per tipologie, ecco, per l'implementazione della rete ecologica, qualcosa troverete anche nei materiali pubblicati con le linee guida. Lì ci sarà, oltre ad alcune buone pratiche, illustrate alcune buone pratiche, anche un manualetto per come si utilizzano come si svolge la valutazione l'attribuzione dei punteggi dei servizi ecosistemici. Ci saranno insomma parecchie cose dentro le linee guida e io do un arrivederci a tutti
i partecipanti, ringrazio nuovamente e speriamo di poterci rivedere su questi temi. Grazie a tutti e a tutte e buona giornata. Alla Buona prossima. giornata, grazie. Buona Arrivederci. giornata, arrivederci. 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 End meeting for all. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci.